Meravigliosa mamma. Adesso invece andiamo con Leone Alato, questa storia molto bella di Pierpaolo Becic, che voi avete visto, è stato ospite, perché è importante conoscere anche la storia di questi uomini che hanno fatto grande anche il nostro paese. Allora iniziamo a leggere un pezzetto, una paginetta di questo bel libro. Leggiamo la prefazione, sai che voi sapete, io lo leggo dall'inizio alla fine. Ho trovato interessante e molto originale la scelta dell'autore di portare il lettore a conoscere una storia vera attraverso un giovane di oggi che la riscopre, quella che un secolo fa legò la Junkers alla Transadriatica al Lido di Venezia. Storia che si deve all'allora giovanissimo ingegnere anconetano Renato Morandi, dotato di straordinario intuito e intraprendenza. Merita senz'altro in questo racconto aver fatto conoscere al lettore l'aeroporto Nicelli, che la BBC ha recentemente classificato tra i primi 3 aeroscali più belli del mondo, e Camilone, un tempo dimora di campagna della famiglia Morandi, situata sulle colline di Conegliano a Valdobbiadene, oggi patrimonio UNESCO, dove sono tuttora presenti ed evidenti testimonianze e segni di questo importante trascorso imprenditoriale agli albori della storia dell'aeronautica civile. Allora ci fermiamo qui per capire l'importanza del nostro territorio, del nostro paese, di questa storia meravigliosa, di questi pionieri che hanno fatto grande il Veneto nel mondo, perché è la storia vera. Con niente riuscivano a fare di tutto e di più, ma anche adesso, secondo anche i giovani di adesso, questa creatività che abbiamo nel DNA. Il problema è che qualcuno una volta te li tirava fuori. Adesso invece, se non riescono a capirla loro, ma chi se ne frega di questi ragazzi? Non sempre, non tutti, ma una buona parte, a mio avviso, si potrebbe impiegare in situazioni anche che potrebbero essere utili alla comunità. Ne parleremo questa mattina con Anna Corò, Presidente Volontari Insieme, che ringrazio tantissimo, Anna, di essere qui, perché Grazie ci spiegherà. Abbiamo fatto anche dei percorsi assieme con Anna, ma unire le associazioni, guardate, è terribile. Se voi pensate in questa settimana che io ho fatto da tramite, perché lo dicono, ho speso i soldi del 5 per 1000, ho speso i soldi del volontario che mi ha dato e che poi si è defilato perché è terrorizzato, ha preso paura della cattiveria, dell'ignoranza, di questo mi novò combatta, chi se ranza. Una telefonata di qualcuno, anche di un'associazione, che mi avesse detto: Mirella, posso aiutarti in qualche maniera, visto che questi ragazzi erano a Monastiere, alcuni lavorano anche, andavo a prenderli alla sera, alle 11, li portavo per vedere se avevo bisogno di qualcosa. Fuffa, tutto silenzio, grandi parole, stati generali, convegni, tavoli. Speriamo questa sera o che domani sera si partorisca qualcosa, perché io domani sera, guardate che ho finito, ho voluto la bicicletta, pedalo, per l'amor di Dio, però sappiate che qualcuno deve battere un colpo, perché io in 2 o 3 giorni ho trovato quasi 6 posti di lavoro, ma seri, non a parole, ho trovato lavoro a questi ragazzi. Non avrò risolto il problema, non riuscirò a risolvere il problema, però penso che anch'io ho messo la mia goccia nel territorio. Una goccia che forse farà riflettere qualcuno. Chiedo a Anna Corò, Presidente Volontari Insieme, cosa sta succedendo? Questi ultimi, questi fragili, una volta la via coi teroni, adesso invece la con gli immigrati. No, io dico quello che vedo, sapete come parlo io. Adesso si è spostato l'asse, adesso non ci sono più i teroni, adesso ci sono gli immigrati. Prego, Anna. Beh, allora, partendo proprio da queste parole, possiamo dire che non è cambiato nulla in tanti anni, non è cambiato assolutamente niente. Succede che in una situazione di grande marginalità dovuta a problemi economici, dovuta a problemi di immigrazione, però la difficoltà è sempre la stessa. La difficoltà è quella di avere il coraggio di affrontare o di guardare in faccia qual è il problema e scegliere le priorità. Cioè, non si può rispondere a tutti, non si può risolvere qualsiasi tipo di problema o affrontare qualsiasi tipo di problema, però è necessario, e questo viene ribadito sempre a livello di volontariato, che bisogna cominciare a sciogliere i personalismi, cioè non fare di ogni cosa un fatto personale, a partire dalla politica, a partire da qualsiasi altro tipo di istituzione,
ma è un problema di tutti, quindi bisogna avere la lucidità, la capacità di mettersi insieme, trovare l'obiettivo comune e cominciare non a risolvere, ma a iniziare un processo di cambiamento. Quindi, per quanto riguarda lo sgombero del park, avrebbe potuto, è una novità, è stata una novità, era tempo che si sapeva che la situazione era questa ed è evidente che una situazione non si risolve da sola ma si aggrava sempre, però tutti un po' preferiscono girare un po' la testa dall'altra parte. Allora, non parliamo magari di responsabilità, ma parliamo di presa in carico. Chi deve prendersi in carico questa situazione? Deve prenderla in carico la politica, deve prenderla in carico la parte economica, deve prenderla in carico la parte del volontariato, le associazioni del volontariato che dovrebbero finalmente aver imparato dopo uno solo Stato generale, ma tanti convegni, tante discussioni e tanti tavoli aperti, dovremmo aver acquisito il concetto che lavorare in rete, essere insieme, avere obiettivi comuni è l'unica forza che può aiutare a iniziare un percorso. Potrebbe anche essere una luce di riferimento anche per la stessa politica e anche per le stesse istituzioni, perché qualcuno finalmente dovrebbe avere il coraggio e farsi carico e dire le cose come stanno. Ora, il volontariato, io come sostengo sempre, non è qualcosa di staccato dalla società, dalla vita quotidiana. Siamo noi, siamo cittadini. All'interno del volontariato, all'interno delle associazioni lavorano, si impegnano cittadini nella quotidianità, che magari chi più chi meno, dipende dall'età, dipende dagli impegni di lavoro, però è una filosofia, dovremmo iniziare a pensare con una filosofia diversa. Il volontariato non è vita a sé, è l'essere insieme, capaci di ragionare insieme, di avere degli obiettivi comuni per far star meglio una società, per vivere in maniera diversa, per avere degli ideali diversi. Se sta bene la società, sta bene anche il singolo individuo. Se nessuno ha il coraggio di fare i primi passi, se nessuno ha il coraggio di dire le cose come stanno, il volontariato dovrebbe prendersi carico di dire le cose come stanno, senza paura di perdere agevolazioni, di perdere simpatie o di perdere visibilità. Ma ci vuole coraggio e capacità di capire che tutti insieme possiamo lavorare meglio. Allora, sentiamo anche Elisa Tomasella, consigliere comunale a Codogné, una strada, un percorso anche in politica, anche importante, è stata sindaco, faceva parte di un partito importante che è la Lega. Ecco, è un'imprenditrice oltretutto. Ecco, la mia domanda invece a Elisa Tomasella è come imprenditrice. Allora, io mi domando, ma come mai io in pochi giorni sono riuscita a trovare 6 posti di lavoro e dopo una settimana, dopo tavoli, anche gli industriali che hanno detto noi ci siamo, faremo, non è successo niente. L'imprenditore ha paura di assumere, è un costo, vede questa persona come una risorsa o lo vede come un problema? Perché nel momento che tu devi fare formazione, lo devi assumere. Cioè non è che puoi fare formazione con lo stage, sì lo stage ma lo devi assumere però. Allora, c'è la voglia, come imprenditori, Tomasella, ne abbiamo tanti che stanno anche molto bene, devo dire la verità, io ho parlato con uno a più di 500 dipendenti, cioè parliamo di numeri importanti, di capire che se non ci sono queste forze lavoro non andremo da nessuna parte, nessuno raccoglierà più nei campi, nessuno produrrà più e non mangeremo più perché se nessuno fa più niente. Cioè noi non è che i giovani non vogliono lavorare, proprio non li abbiamo, guardate che non li abbiamo. Allora Tomasella, prego. Intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito qui oggi.
Come abbiamo detto prima, sono un po' i segreti di Pulcinella, cioè lo sappiamo benissimo che i dipendenti che fanno lavori di manovalanza, chiamiamola così, ma con tutta la dignità della manovalanza, perché comunque sia il nostro Veneto si è basato ed è nato, si è arricchito grazie alla manovalanza, questo penso sia un dato oggettivo. Sappiamo che purtroppo i nostri giovani tendono ad avere idee e professioni in mente diverse. Tutto sta a fare rete e a non dimenticarci quali sono i veri valori della nostra vita. L'imprenditore non deve solo mirare al profitto. È ovvio che deve guardare al guadagno, perché anche l'imprenditore ha delle spese che non sono da poco, certo, ovviamente, e nuove assunzioni incidono sul bilancio di un'azienda. Però è anche vero che nel nostro Veneto noi abbiamo sempre espresso, ma ancora dalla fine Ottocento in poi, una sensibilità molto marcata verso l'umanità, verso l'impegno civico. Cioè, ricordiamoci che la figura come Toniolo, come Fabbri, ma anche Papa Leone XIII con la Rerum Novarum, cioè hanno stimolato tutto una progettualità anche nella formazione di questi piccoli crediti comunitari, dove la comunità intorno al parroco metteva a disposizione dei soldi per creare queste casse comuni che poi hanno dato vita alle nostre banche di credito cooperativo. Ecco, questa nostra sensibilità è simbolo di una comunità che ha imparato a prendersi cura di se stessa, ma ha capito e ha imparato qual è l'importanza di prendersi cura di se stessa, di fare rete, come si diceva appunto prima. Oggi noi però viviamo su una società che è caratterizzata dal benessere diffuso e probabilmente ci siamo molto dimenticati in questa nostra storia, che è la radice della nostra identità, e lo ribaltiamo, questa nostra dimenticanza, sui nostri rapporti con gli altri, con i diversi, chiamiamoli, perché troppo spesso vengono inquadrate queste persone come i diversi. Ma l'obiettivo, secondo me, è quello nuovamente di tornare a ricordare, cioè non possiamo essere smemorini, dobbiamo tornare la nostra storia, perché è quella che insegna. A volte non è che dobbiamo inventarci chissà che strumenti nuovi, che progetti nuovi per andare avanti, per trovare soluzioni, basta che guardiamo un attimo indietro ai nostri bisnonni, con l'umiltà però di tornare indietro. E a volte si era più felici con meno, con poco. Perché? Perché al centro c'era la persona, che è questo, noi dobbiamo tornare a rimettere l'uomo, la persona al centro. E qui mi aggancio a quello che diceva Anna Corò, l'associazionismo è l'espressione del cosiddetto principio di sussidiarietà, cioè la politica arriva fino a un certo punto. La parte religiosa arriva fino a un certo punto, anche la parrocchia, ora parroci ce ne sono pochissimi. Ieri divago un attimo, c'era la comunione della mia bambina, Don Lucio, il mio parroco di Codogné, ha detto che se quando lui ha preso i voti nella nostra diocesi di Vittorio Veneto c'erano 400 sacerdoti, oggi sono rimasti in 130, inclusi anche quelli che stanno male, che non possono praticare all'interno delle parrocchie, quindi pochissimi sacerdoti, hanno tantissime parrocchie, sono anch'essi in difficoltà nel seguire la comunità. Però il principio della sussidiarietà, cioè chi è che è radicato nella comunità e che può aiutare a mettere in luce e a fare rete quegli aspetti che sono fondamentali per la nostra vita. Il volontariato, l'associazionismo, cioè noi dobbiamo puntare su quello, però purtroppo la riforma del terzo settore non ha semplificato, non ha agevolato, anzi ha dato l'ennesima mazzata al settore dell'associazionismo, perché ha equiparato le associazioni a delle attività imprenditoriali. Noi dobbiamo tornare indietro, riprendere ancora i principi del buon Toniolo, di Papa Leone XIII, di Fabbri, e capire che è dalla nostra società, dai nostri volontari, da questo principio di sussidiarietà che poi elevandoci riusciamo a risolvere i problemi, però bisogna volerlo. Allora andiamo a vedere anche queste immagini terribili, specialmente per Mirella, di questo uomo che è caduto nel Canal Grande a Venezia e che è morto. Era un senza tetto. Molti veneziani lo vedevano spesso seduto su questa riva che guardava queste acque. A me è venuto un sospetto che lui abbia trovato il coraggio di dire basta, come quel ragazzo che avete sentito che ha detto se questa è vita meglio morire, e questo imprenditore l'ha sentito, ha detto io non farò chissà cosa, però la goccia
la metto nell'oceano, darò loro una settimana di vacanza, chiamiamola così, dove potranno lavarsi, potranno dormire su un letto. Spero che qualcuno faccia qualcos'altro. Questo non è avvenuto perché però queste sono le immagini che a Mirella trafiggono il cuore. Voi lo sapete che dico la verità. Questo uomo che è morto è caduto nel canale, sì, per carità, può essere però anche la versione di Mirella. Non è mica detto che sia la versione che qualcuno vuole dire per lavarsi la coscienza. È scivolato. Come fai a scivolare se sei seduto? Per carità, può anche essere. Però io ho anche questo sospetto. E siccome che io ieri ho parlato, raccontavo alle mie ospiti con un uomo indiano che ha lasciato la sua famiglia, voi dovevate vedere come piangeva questo uomo, quanto manca sua moglie, le sue figlie. Quanto gli mancano a questo uomo, non si dà pace, ha detto le penso sempre, non riesco a gestirmi, non riesco più a fare niente, non ho voglia più di niente, Mirella. Voi capite che sono persone che hanno due occhi, un naso, una bocca, un cuore, un cervello, come voi sapete, non è che li abbiano diversi. Io non voglio parlare a tutti, voglio parlare a quelli arrabbiati che se l'ho presa con l'imprenditore, con la Mirella, perché abbiamo cercato di dare un po' di respiro. Ma non vi vergognate? Ma vi abbiamo tolto qualcosa a voi? Avete perso qualcosa? Avete mangiato bene, bevuto bene? Mirella è venuta nelle vostre tasche a prendervi qualcosa? Cioè io ho solo gestito questi soldi di questa persona che ha detto voglio dare un segnale a questi ragazzi. Avete visto cosa succede? Guardate che se non prendono provvedimenti ne succederanno altri. È giusto morire così. Rinaldo, tu sei di Venezia, scusami se ti ho fatto attendere, ma era importante capire da dove partire questa mattina. Prego Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Intanto del Licei del Lido di Venezia voglio dire questa roba che forse non ti sa. Negli anni 70 il comandante era Arturo Nannarelli, che ci sta, dopo che si è via dal Liceo a Treviso, e ci sta 40 anni a Treviso, e deve diventare generale in pensione e adesso è morto fuori. Sto Arturo Nannarelli e ci sta al Liceo una decina di anni. Al Liceo c'è sempre stato un aeroporto importante per Venezia, perché più di quello che era, va bene. E dopo, qualcuno che è morto fuori, a Venezia, Barboni o come che si dice qui, era stufa di stare sulla terra e se la andare. È più probabile questo discorso qua, perché sta gente che c'è sola che fa Barboni, ma in una vita passata, queste persone, non c'è numeri, queste persone che sono in disgrazia e bisogna aiutarli, non gli altri, perché gli altri non avevano tanta possibilità di dargli una casa, è il governo che ha da fare qualcosa per questa gente qua, non solo con i volontari fanno troppo, i volontari e cada via tutti i sassi dalle scarpe ai politici, e i politici se ora che se ne svizia, no quando chiede votazione, i voti qua, il ha fatto qua, cosa che hai fatto? E ora si compra le case da 100-200 mila euro. E la povera gente è in questa maniera. Gli altri italiani e veneti, lei da vergognarsi di votare ancora per questa gente qua. Ma tutti quanti, non è decisione dei partiti. Cosa parliamo? Ma una volta, negli anni 50, che c'erano gli uffici del collocamento del lavoro, chi era iscritto e ti chiamava loro, allora che c'è un posto ti vuoi andare. Adesso che abbiamo l'intelligenza artificiale, che siamo tutti avvocati, tutti dobbiamo studiare, non siamo buoni a mettere in piedi seriamente una roba del genere. Ma le cose siamo dire, manca la volontà, Mirella. E certo queste persone che qua, che si Dio dalle cuore, come te e tanti volontari, ma un volontario fa tanto il bene, ma neanche a scuola mi fa dire la mia. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, grazie anche per
quello che hai detto, l'importanza è iniziare ad agire. Ecco, io penso, Anna Corò, che dobbiamo agire adesso. Parole ne abbiamo sentite tantissime, progetti non ne parliamo. Io penso che nelle prefetture ci siano montagne di progetti, ma però bisogna agire. Perché si fa così fatica a partire? Perché non riusciamo a fare come, ecco, qualcuno sta facendo, di mettere la famosa goccia, ognuno, io cosa posso fare? Ecco, come associazioni, chi sono, cosa faccio? Perché secondo me siamo talmente in tanti, ma ognuno nel proprio orticello fai tu, che mi viene da ridere intanto, invece non può andare avanti così, perché allora non fai più volontariato, fai qualcos'altro, o sbaglio, Anna Corò? È giustissimo questo ragionamento, e a proposito di storia, anche la storia del volontariato dovrebbe essere conosciuta, perché parlare di volontariato, parlare di associazione oggi è facilissimo, nel senso, si crede che diventare volontario sia dedicare un po' di tempo perché devo impegnarlo, perché non ho altre cose da fare, mentre il volontariato è veramente una presa di responsabilità e un'idea di società diversa da quella che stiamo vivendo. Quindi non è così superficiale o così residuale il concetto di volontariato, è una cosa importantissima che riguarda tutti. Perché succede ancora quello che non dovrebbe succedere? Perché siamo tutti portati a difendere la nostra zona di comfort e non siamo capaci di capire che sciogliere i confini vuol dire fare del bene, nel senso di vivere meglio. Fare del bene, non necessariamente fare del bene è fare un servizio, fare beneficenza. Fare del bene vuol dire anche riuscire a trasmettere messaggi, a trasmettere il cambiamento di cultura. Io sono sempre attenta, e questo lo faccio con tutte le associazioni e con tutti i volontari, sempre attenti alla storia, a quello che ci è successo, e a cercare di capire esattamente come sono andate le cose, come si è riuscito a superare certi problemi. Ma non bisogna assolutamente credere che la società di oggi sia la stessa di 40, 50 o 100 anni fa. Le cose sono completamente diverse, le persone sono completamente diverse, ed è una società in evoluzione che si sta orientando verso una tecnologia importantissima. Ma la tecnologia non deve far dimenticare che esistono le persone, perché noi non possiamo vivere di tecnologia, potremmo anche essere guidati, assistiti dalla telemedicina, dall'intelligenza artificiale, ma poi la persona rimane persona e ha bisogno di un semplicissimo compagno o compagna per parlare, per sfogarsi, per riuscire a condividere, perché i pesi sono inferiori se condivisi, e questo è il problema della solitudine. Ognuno cerca di essere sufficiente a se stesso, di riuscire a farcela, e questo lo maturiamo nel corso della vita. Siamo in concorrenza, siamo sempre in competizione, e per la carriera, e per i figli migliori, e per i figli più intelligenti, e per quello che sarà ingegnere e invece il mio sarà semplicemente qualcos'altro. È una continua rincorsa all'essere migliori. E questo ci porta poi a non avere più lo sguardo verso chi ha bisogno. Allora, Mirella da Riese Piodecimo, se no mi cade la linea, sapete come funziona. Vai Mirella. Ciao Mirella, ciao. E buongiorno ai suoi ospiti. Io voglio, guarda, salutare la Anna Corò, che abitavamo vicino a casa. Mirella Giannuti mi chiama. E guarda, sono strafelice di averla vista. Stamattina sono proprio felice di aver visto Anna Corò. Grazie mille. Tanti anni che non la vedevo, tanti anni che non la vedevo. Non la sveglia bene, ti vedo, va a vedere tutto. E sono felice di averla vista e stammi bene Anna. Grazie. Bene, ecco. È tanto bello quello che stai facendo, veramente brava. Grazie. Ti saluto, statemi bene tutte. Brava Mirella, Mirella è una nostra assidua
telespettatrice, anche lei, ecco, delle volte fa riflessione su questo mondo di diverso. Allora vorrei chiedere a Lisa Tomasella, cos'è il diverso nel 2026? Chi è il diverso, il fragile, il bisognoso? Perché io guardavo proprio, sono stata con questi ragazzi, loro sono venuti anche al Parco dello Storga a darmi una mano perché ho bisogno anche per il Banco Solidale, mi hanno aiutato un pochino invece di essere in giro per la strada, anche loro hanno voluto dare un contributo. E come ripeto, non sono tossici, anzi avete sentito anche il presidente Kerr degli albergatori di Treviso, che si sono comportati benissimo anche dove sono andati a mangiare qualcosa. Allora, cos'è il diverso per il Veneto, la persona veneta arrabbiata con queste persone, mandali a casa loro, cosa fanno qua, che si vergogni, questo imprenditore poveretto che ha detto io non avrei mai immaginato di trovare tanta cattiveria, tanta rabbia, non ho fatto niente alla fine, non ho preso niente a nessuno, però avete impedito a altre persone di aiutare per paura di ritorsione, perché finché ricattate la Mirella, non ti do più il 5 per 1000, ma tientelo, tanto non me l'hai mai dato, quelli che dicono così, sono proprio sicura che non me l'hanno, ma tientelo, non ho mica problemi, guarda, tientelo pure. Il problema è che il ricatto, la paura di ritorsioni per un imprenditore è importante, o sbaglio? Sì, però sarebbe troppo semplicistico affermare che la nostra società ha paura del diverso. Qui più che da imprenditrice forse torna in me l'anima da ex sindaco, lavorando proprio all'interno anche dell'ambito dei servizi sociali. Si capisce chiaramente che il diverso non deve essere un'etichetta, perché il diverso è una persona, innanzitutto, che ha dei bisogni, delle fragilità, che oggi li ha lui, questi bisogni, queste fragilità, ma domani nulla toglie che possa avere io i stessi bisogni e le stesse fragilità. Quello che noi dobbiamo fare è andare oltre le etichettature. Certo che è più facile, ovviamente, alzare la voce, fare polemica, criticare. È più difficile trovare la soluzione, è più difficile scegliere la strada del dialogo, perché i 5 minuti, i ruenti, ma anche andare ad esempio sui social e criticare i famosi leoni di tastiera è molto facile, cioè è l'impeto e questo ovviamente è una valanga che ti travolge. Sicuramente ci sono persone che però ne fanno una questione di vita, questo non lo nego, anch'io ho incontrato persone che erano assolutamente radicalizzate nel loro pensiero, ma non siamo tutti così, per fortuna. No. Abbiamo Mirko da Padova, vai Mirko! Signora Mirella, buongiorno. Che piacere sentirti, ciao ciao. Grazie, sempre complimenti alle vostre trasmissioni. Grazie. Ascolti Mirella, io dicevo ancora anni fa, quando guardavo questi ragazzi, queste persone che arrivano qui, coi bambini, che hanno 2, 3, 4 bambini, poi la domanda che mi facevo, quando loro andranno all'asilo, alla scuola, vedono cosa hanno gli altri e loro per un motivo o per un altro non riusciranno ad avere quello che hanno gli altri, vedono che hanno questo, che hanno quello, e io sono convinto che adesso è successo questo, che loro sono cresciuti, si trovano a non avere quello che hanno gli altri, quelli che sono qui da tanti anni, cioè quelli che vivono noi altri, diciamo, e vogliono avere anche loro, perché è il desiderio umano quello di dire voglio anch'io questo, voglio quello. È questo che io mi sono sempre chiesto, il desiderio di questi ragazzi quando vedranno quello che hanno gli altri che loro non possono vedere, e questo scatena questa situazione, per me è uno dei fattori che scatena questa situazione di violenza in giro, il avere quello che non si può avere. Perché? Perché vedono che gli altri ce l'hanno e dicono ma perché io non lo posso avere? Io l'avevo messo in preventivo e parlavo a volte con le persone, ma mi prendevano con superficialità, il desiderio di avere quello che hanno gli altri, anche se non, mentre una volta, come diceva prima il signore di Venezia, ci accontentavamo di poco, la gente si accontentava da poco. Chi è che andava in ferie una volta? Chi aveva i soldi? Chi è che aveva la macchina grossa? Chi aveva i soldi?
Chi è che faceva un debito una volta? Nessuno, perché era un disonore fare un pagamento rateale. Adesso lo si fa con la massima normalità, si compra tutto rateale, poi crea problemi a non finire, perché lei lo saprà meglio di me, Mirella, cosa vuol dire queste famiglie che vengono ipnotizzate, perché lei qualunque cosa va a comprare, anche il pane glielo danno a rate e la gente si indebita fino alla cima senza accorgersi. Ecco, mi perdoni se sono uscito un po' dal ci mancherebbe. discorso, però io sono convinto che i ragazzi cosiddetti maranza, vogliono avere quello che non possono avere perché la famiglia non glielo può dare. E le dico solo un'ultima cosa, poi ne dico. Mi trovavo in un punto vendita 2 o 3 volte, ho sentito questo padre che diceva al bambino: lo compriamo il prossimo mese perché sai che questo mese non abbiamo i soldi. Sai che questo mese l'ho sentito 2 o 3 volte in 2 o 3 famiglie. Però i ragazzi, signora Mirella, non hanno tempo di aspettare, vogliono anche loro tutto e subito. La saluto e complimenti ai suoi ospiti e alla sua meravigliosa trasmissione. Grazie caro Mirko, ti ringrazio veramente per le parole. Allora Lisa Tomasella, io invece vedo da un'altra angolazione il problema, anche avendo un banco solidale, come voi sapete ho tantissime persone che vengono di tante nazionalità e devo dire Mirko, quello che noto sui bambini, sui ragazzi specialmente, che sono educatissimi, non chiedono mai niente, mai. Prima chiedono ai loro genitori, se vengono accompagnati o al papà o alla mamma, se possono prendere qualcosa prima di avvicinarsi. La prima cosa che faccio, chiedo come vanno a scuola e mi dicono bene, poi verifico. E poi invece tu porti l'altro esempio di quei ragazzi invece che vogliono apparire, che vogliono farsi notare, ma l'hai detto tu, vogliono farsi notare. Perché Tomasella vogliono farsi notare? Cosa c'è? Prendo quello, se non posso in una maniera regolare, in qualche maniera lo faccio altrimenti, prego, ed è la violenza poi. Dall'esperienza che ho avuto, sempre come amministratore, allora secondo me c'è una povertà, che non è una povertà economica, ma si chiama povertà educativa, che è trasversale a tutte le classi sociali. Si può avere povertà educativa anche all'interno delle famiglie più benestanti. Il problema è questo, che i figli e i genitori vanno in una sorta vanno in tilt. Non c'è una educazione che permetta al figlio di o vincere determinate frustrazioni o di essere lui stesso a pian pianino, mattoncino dopo mattoncino, a costruire la sua vita senza però questa incessante ricorsa di dover apparire, perché come dicevi tu è fuffa, cioè è sintomatico di qualcosa che manca a monte. Manca proprio quella fonte umana, quel passaggio di testimone, quel passaggio di insegnamenti, di valori che manda in blocco un'intera famiglia. Quindi al di là della povertà economica, perché è vero, a volte spesso la povertà educativa si ha in ambito di fragilità economica, però in questo ultimo decennio, grazie anche a questa riforma che un po' arranca, però prima o poi arriveremo a vederne il parto delle ATS, gli ambiti territoriali per il sociale, però tramite la Comunità Europea i nostri comuni, i nostri comitati dei sindaci gestiscono importanti risorse. E molte di queste sono proprio orientate a sconfiggere, a combattere la povertà educativa. Ecco, però sempre di più si manifesta la problematica di questa fragilità delle famiglie, che è trasversale, può colpire famiglie assolutamente benestanti e naturalmente famiglie anche in difficoltà economica, però è una voragine che sta erodendo sempre di più il nostro tessuto sociale, questa povertà educativa, cioè questa difficoltà genitoriale di trasmettere valori ai propri figli. Non è, Tomasella, che forse abbinate in maranza quelli che si comportano male, i bulli, mettiamo a fianco i suicidi, quelli che si suicidano, che sono dei figli di genitori no per bene, famiglie per bene. Cioè, e per quello io dico, vedo da un'altra angolazione, vedo i due binari paralleli. Il ragazzo veneto italiano che si suicida a 12, 15, 18, 20 anni e il famoso, non so da dove ora sto nome, questi ragazzi sopra le righe, molto rabbiosi, molto arrabbiati, che sfidano le forze dell'ordine, i sindaci,
per farsi notare. Ecco, forse dobbiamo trovare la via di mezzo, e la via di mezzo siamo noi adulti. Sì. Siamo noi, io sono convinta di questo, siamo noi adulti che dobbiamo percorrere assieme questa strada, ma è difficile perché ti devi fermare, devi ascoltare, vero Anna Corò? Devi riflettere su quello che dirai, su come ti comporterai, perché loro ti stanno guardando, loro notano se l'ascolti o se fai finta di ascoltarlo. Per loro basta un battito di ciglia, tanto è vero che io li ospiti, ecco, qui delle volte diverse classi, e con chi parli? Con il mio amico, con l'amico, con l'amica, non parlo col mio genitore. Come mai non parli col tuo genitore? Però nel momento che hanno bisogno non vanno dall'amico. Vi ricordate quella ragazza che è morta lungo la strada perché era scappata da questo ragazzo, ecco, si era allontanata, eppure era nei social, aveva 1000 amici. Chi è che ha chiamato il papà? Che non ha risposto. Vi ricordate il rimorso di questo genitore che non ha sentito il telefono? Eppure aveva 1000 amici. Come mai non ha chiamato l'amico? Nel momento della paura, del bisogno, ha chiamato il genitore. Ma il genitore allora deve essere presente 24 ore su 24, e non sai quando tuo figlio potrà aver bisogno, potrà chiamare. E là è il problema grande. E vi ricordate quando facevo le stragi del sabato sera, che andavo di notte con le forze dell'ordine e trovavamo queste ragazzine o ragazzini ubriachi, fradici, e si chiamavano i genitori e la risposta era: portateceli a casa. No, vieni a prendertelo tu, vieni a prendertelo tu o prendertela tu la ragazza, altro portamela a casa. Ma come, non è dall'amica, era dall'amica? Anna, allora cosa dobbiamo dire? Ecco, come mondo del volontariato che è sempre in prima linea, che cerca di dare anche quell'ascolto che magari non viene fatto da altri? Noi come volontari insieme abbiamo maturato esperienza proprio su questo argomento. Purtroppo devo dire che i ragazzi sono arrabbiati perché sono oggettivamente poco ascoltati e non hanno spazi per dire, per dare le loro opinioni o per vivere semplicemente, per scambiarsi momenti di crescita. Dall'altra parte purtroppo abbiamo famiglie poco attente, poco partecipi, perché hanno sempre qualcos'altro da fare, mamme e papà che hanno sempre qualcos'altro da fare, oppure considerano questi momenti, queste costruzioni di comunità, la famosissima comunità educante sulla quale stiamo cercando di lavorare in maniera concreta, ma la partecipazione è sempre poca rispetto alle esigenze e rispetto a quanti ragazzi ci sono. Allora, ogni ragazzo è figlio, in linea teorica dovrebbe avere una mamma e un papà, quindi dovrebbero esserci le piazze piene. Invece le piazze piene ci sono solamente quando c'è divertimento, quando c'è poco da pensare, ma nel momento in cui è necessario guardare in faccia i problemi o prendersi la responsabilità dei propri figli, è difficoltosissimo far partecipare le famiglie, e questo è il problema, perché le famiglie non camminano con le esigenze dei loro ragazzi, che saranno difficili da capire perché sono generazioni diverse, hanno problemi, è vero, di marginalità economica, e in un adolescente il fatto di non poter avere le scarpe come il suo amico diventa un problema. Chi lo sa risolvere? Ma l'abbiamo provato tutti, non è che ha cambiato il mondo. È vero, ma eravamo strutturati noi come e non c'erano i social. In altro modo. E il problema non nasce da questa generazione di genitori, ma nasce dalla generazione prima, cioè non abbiamo saputo tramandare o tener vive quei valori importantissimi che fanno parte dell'educazione, del senso della legge, del senso del limite al quale bisogna avere, e fa parte della cultura. Certo. Non abbiamo saputo trasmettere in maniera seria le parti fondamentali della nostra cultura. Questo il volontariato dovrebbe prendersi in carico e cercare di farlo valere, essere capace di trasmettere i valori importanti.
quelli che servono a far rispettare la legge, a capire che esiste un no, a capire che non si può aver tutto e a capire che la vita forse è fatta anche di qualcos'altro rispetto a una serata di divertimento o a un paio di scarpe. La politica dovrebbe aiutarci in questo, perché poi è quella che norma, quella che fa le leggi, quella che legifera e ci mette nelle condizioni, perché anche il volontariato potrebbe avere tantissime idee, ma è una situazione di ristrettezze nella possibilità di mettere in campo quello che potrebbe fare. Perché sarebbero anche delle soluzioni. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io invece devo fare una cosa assolutamente sì, che è la pubblicità. Pubblicità. Abbiamo Sandra da Treviso in linea, vai Sandra. Sì, ciao Mirella, buongiorno alle tue ospiti. Ciao, che piacere sentirti, ciao Sandra. Grazie, anche per me è un piacere vedervi quando posso, perché la mattina non sono spesso a casa. Allora, io condivido solo parzialmente quello che hanno detto le tue ospiti, nel senso è vero che i figli vanno seguiti di più, sicuramente, però butto là delle cose che tu Mirella sai benissimo e penso che anche le tue ospiti lo sappiano. Stipendi 1.100, 1.200, 1.300, 1.400 quando va bene. Mutui, affitti 5, 6, 700, 800 euro, quasi più di metà dello stipendio. La mamma non può stare a casa, il papà non può stare a casa, mettiamola sulla parità di diritti. Bisogna lavorare entrambi. Lavorare quanto? Parzialmente part-time non te lo danno. Lavorare quanto? 8 ore fuori da casa. I figli dove stanno? Cioè la partecipazione da parte dei genitori, secondo me, non c'è, ma non perché non vogliano. Io ho avuto la fortuna di lavorare sempre part-time e sono riuscita a seguire un figlio solo, ecco, e a seguirlo discretamente, diciamo così. Ormai è grande, io ho quasi 60 anni, quindi ormai è grande. Però dare la colpa sempre a noi, che alla nostra generazione, come ho sentito, che non siamo riusciti a trasmettere i valori, in parte è vero, in parte può essere anche no. Oltretutto ci sono degli esempi indipendenti da noi, cioè cosa ci possiamo fare in parole povere se su internet si vede il ragazzino di 19 anni che mettendo qualche foto, facendo qualche posa, mettendola a 2 note buttate così, fa centinaia di migliaia di euro, e a me, io devo andare a fare il meccanico, cioè il meccanico piuttosto che il commesso, piuttosto che l'infermiere, piuttosto che qualsiasi lavoro degno di questo nome e dignitoso sia. Però ci sono dei lavori veramente faticosi, cioè dare l'asfalto per le strade, fare il meccanico, lavorare davanti ai forni dei panifici, faccio per dire, cioè ci sono tanti lavori che un ragazzo dice: ma se quello prende un sacco di soldi, io perché devo sporcarmi le mani? È sbagliato, perché giustamente i valori devono essere, la pianta deve essere raddrizzata da piccola. Però se non c'è tempo, se questa società ci ha costretto a lavorare in 2, gli stipendi sono quelli che sono, il tempo non c'è. Oggettivamente il tempo non c'è, ne parlavamo proprio in questi giorni con degli amici. Una volta finivi la scuola a 12:30, a casa c'era la mamma che ti aspettava, se avevi preso una nota prendevi uno scappellotto, anzi 2, perché uno magari, non dico te l'avesse già dato la maestra, ma te l'eri già presa la tua bella ramanzina magari a scuola. Adesso le mamme devono lavorare. I figli stanno a scuola fino alle 4:30, attività sportiva, religione, tutto quello che c'è dietro. Il tempo, non abbiamo le giornate di 48 ore. Quindi, e concludo, sì, le colpe le abbiamo noi, la nostra generazione anni 60, quella che è nata negli anni 60, però fin là. Ecco, questo mi sentivo di dire. Grazie Sandra, hai fatto bene, ognuno deve fare le proprie riflessioni. Chi parte, chi risponde? Allora, parto io. Non è una questione di colpe, e questo è un punto di partenza sbagliato. Nessuno dice che è colpa di qualcuno, si cerca solo di analizzare o di prendere in considerazione che cosa non è andato per il verso giusto, diciamo così. Quindi nessuno vuole colpevolizzare nessuno, però oggettivamente
Noi che cerchiamo di creare queste comunità con progettualità finanziate dal Ministero, dall'Europa, dalla Regione, quindi tutti i giorni le nostre associazioni insieme alle cooperative, insieme ai comuni cercano di creare la comunità, quindi coinvolgendo genitori, coinvolgendo figli, scuole, eccetera. Ma oggettivamente ci rendiamo conto che la parte mancante è la parte della famiglia. È evidente che ci sono impegni di lavoro. Chi lavora tutto il giorno è impegnato da mattina a sera, ma gli incontri sono di sera. Avere dei figli vuol dire anche sacrificare una parte della propria vita. Questo vuol dire avere la responsabilità dei figli, perché come riescono certe famiglie ad esserci, potrebbero essercene gli altri. Le famiglie che non riescono, che sono in stato di fragilità, che hanno dei problemi, dovrebbe essere proprio la parte integrante della comunità, che ha anche il coraggio di dire noi siamo fragili in questo punto, noi non riusciamo ad esserci perché non abbiamo tempo, noi non riusciamo ad esserci perché abbiamo problemi economici, ma avendo il coraggio anche di dire e di cercare aiuto, perché a volte l'aiuto non viene dato non perché non ci sia la possibilità di darlo, ma perché non viene neanche chiesto, ed è difficile poi entrare nella vita delle famiglie a piedi pari, perché uno può dire anche non è affar tuo. Quindi cercare di sciogliere quella solitudine imposta del cercare di risolvere i problemi o non volerli vedere o di trovare sempre giustificazioni. Un esercizio di verità anche con se stessi all'interno delle famiglie sarebbe importante. Sentiamo anche Tomasella. Io stavo proprio pensando a quello che è successo recentemente in Calabria, quella mamma che si è gettata dal balcone con i suoi 3 figli. È verissimo quello che ha detto la nostra Sandra. È verissimo anche quello che dice Anna, cioè la difficoltà della famiglia c'è, i genitori sono abissati, soprattutto se devono lavorare, però come diceva Anna bisogna chiedere aiuto e chissà perché noi siamo di generazioni che vediamo la richiesta di aiuto come una sconfitta personale, non ce la facciamo spesso a chiedere aiuto perché siamo nati con questa idea che soprattutto noi mamme quando partoriamo, quando nel primo anno ovviamente siamo noi che ci facciamo carico di questo bimbo che è appena venuto alla luce, siamo assorbite dal bambino, è faticoso, non è una passeggiata. Però non so perché abbiamo questo senso che dobbiamo sempre farci, dobbiamo dimostrare agli altri che siamo delle brave mamme, che ce la facciamo, ma non è vero, perché è faticoso, perché spesso a volte subentra anche tutti quei problemi non solo fisici ma anche psicologici, come la depressione postpartum, e sono situazioni che poi portano la mamma, la famiglia a vivere delle tragedie. La soluzione qual è? Se avessimo la bacchetta magica, ognuno deve fare meglio che può. In questo momento Sandra ha ragione, cioè ogni genitore che si trova a lavorare tantissime ore al giorno perché altrimenti non riesce a mandare avanti economicamente la famiglia può fare solo meglio che può e nessuno può dare colpa a quella famiglia di aver mancato, ognuno deve fare meglio che può, però la soluzione è potenziare la comunità educante, perché la comunità educante, come si diceva, è formata da tutti noi, è formata dalla politica, è formata dalla parte religiosa, dalla parrocchia, dai sacerdoti, è formata dalle istituzioni che educano, è formata dal volontariato, ma è difficile creare la comunità educante e oggi noi stiamo parlando di comunità educante, ma di fatto nel concreto non c'è, mancano i servizi, mancano le strutture che sostengono le famiglie. Sì, volevo solo riallacciarmi al discorso delle risorse e il PNRR. Allora, anche il rispondere sempre non ci sono le risorse è così un difendersi da un qualcosa per non per non affrontare il problema. Ma come in qualsiasi bilancio, come in qualsiasi società, anche i bilanci delle amministrazioni dovrebbero indirizzare le risorse. Le risorse non possono essere spezzettate e
calare a pioggia per accontentare tutti. Bisogna anche qui, abbiamo bisogno di una politica che abbia il coraggio di indirizzare le risorse a delle priorità. Qual è la priorità? Sono queste situazioni di disagio, di marginalità, di problemi sulle abitazioni? Benissimo. Abbiamo il coraggio di investire in maniera forte e creare struttura, perché fino a quando questi problemi non saranno portati a sistema, saranno sempre delle emergenze e non avremo mai una risposta e non riusciremo mai ad affrontarli. Quindi ci vuole anche la capacità di scelte coraggiose anche a livello finanziario e la capacità e la forza della politica di coinvolgere la parte economica, la parte degli industriali, la parte operativa che può dare lavoro, che può dare una risposta, che può prendersi anche l'onore, che può fare le case, che può fare le case, sì. Può dare, cioè, la Fiat insegna a Torino, anche operai, a Piani, i nostri grandi facevano le case vicino alla fabbrica per gli operai. Comunque, diciamo, se non fabbricare le case, aiutare a risolvere il problema dell'abitazione. Già così molte persone potrebbero Però essere... allora permettetemi una provocazione a questo punto. Tornando indietro appunto al concetto iniziale che abbiamo citato il Toniolo, Papa Leone XIII, ma anche Fabbri. Papa Francesco. Ora, probabilmente il sociale e il sociosanitario, non generando ricavi, non generando guadagni, trova poco interesse. Dobbiamo riabituarci ad avere una politica che mette la persona, la famiglia, la comunità al centro del suo programma elettorale politico. Però Lisa, il terzo settore, lo dico, sì, i PNRR erano stati destinati soprattutto al terzo settore, poi sono stati deviati nelle colate di cemento. Ecco qua il problema, perché se li investo nel sociale, su quello che serve, non ho un ritorno immediato, però ma ho un ritorno a però lungo se raggio. li investo nel cemento ho un ritorno immediato di visibilità, intanto ho fatto. Però poi siamo senza tutto. Esatto. E allora cosa facciamo? Prima si parlava di valori e Sandra diceva una volta, però io sono dell'idea, forse sbaglierò, che non è la quantità del tempo che tu dedichi al figlio. Io penso a queste donne una volta che ho 8-10 figli. Ecco, magari a queste anche partigiane che abbiamo anche ricordato, finalmente hanno ricordato le donne, ecco la figura femminile che rischiava la vita, che oltre ad avere 8 figli cercava di aiutare il marito, il fidanzato in guerra, portando le armi, portando i messaggi, eppure aveva una famiglia a casa. Esatto. Non è che stesse tanto con i figli, però cosa c'era? Il valore del rispetto. Io sono tua madre. Io sono tuo padre, e bastava un'occhiata, non era che dovessero stare seduti chissà quanto tempo, no, bastava un'occhiata, loro sapevano già tutto, perché? Perché c'era attorno la comunità che aveva già dato i segnali, dove era tuo figlio, cosa aveva fatto, cioè quando tu tornavi a casa sapevano già tutto e non c'era la comunità. Cosa è successo? Più cose abbiamo avuto, perché abbiamo avuto un progresso che ci ha permesso di fare di tutto e di più in pochissimo tempo, più ci siamo chiusi. I cortili sono spariti i campi, i boschi, è sparito tutto. E questa chiusura ha fatto sì che siamo diventati più non tutti, io non voglio sparare nel mucchio, però molti non conosciamo il vicino. Chi va a suonare il vicino, fare gli auguri di Natale, pochissime in realtà, diciamo la verità. Questa chiusura il ragazzo la sente perché manca, quando esce, quella comunità che lo accompagna anche se non è il genitore. Chi se ne frega di quel ragazzo? Chi è? Dove va? Sono problemi suoi. Mentre una volta erano problemi della comunità. Vi ricordate? Dove va tu, Ceo, da ste parti? Cioè, c'era sempre qualcuno che ti guardava. Oddio, adesso se lo dice il mio genitore.
E adesso, allora, il genitore dice che non ha tempo, io non ci credo, poi basta poco. Il genitore dice che deve lavorare tanto, pensate una volta cosa lavorare. Una volta c'era la miseria, ragazzi, non c'era mica la povertà, c'era la miseria e queste donne, questi uomini si rimboccavano le maniche e cercavano di fare un pochino, però tutto quello che serve e serviva una famiglia per crescere bene. Tomasella, sbaglio? Assolutamente corretto. Infatti noi viviamo in una società dove ognuno guarda troppo a se stesso, ma già in un condominio, ad esempio, non ci accorgiamo nemmeno se un nostro vicino di appartamento sta male o addirittura è venuto a mancare e magari siamo anche dirimpettai sullo stesso pianerottolo. Quindi è una società che veramente si è stretta troppo e il Covid non ha aiutato. Questi 3 anni di Covid hanno ancora di più fatto emergere veramente la bruttezza dell'umanità, se vogliamo. Fatemi spezzare una lancia a favore del ragionamento che stavamo facendo. La precedente in regione, il precedente mandato, quando appunto nell'ultimo anno di Luca Zaia, so che un gruppo di consiglieri regionali, tra cui cito Roberto Betta, si sono molto impegnati nella redazione e anche poi nell'approvazione in seno al Consiglio regionale di una legge regionale che spinga a promuovere sempre di più il welfare, ma con un occhio all'umanità, quindi con un occhio proprio alla persona. Quindi hanno cercato con questo seme iniziale dal punto di vista istituzionale di spingere le realtà imprenditoriali a dotarsi di tutti quei servizi bonus che possono andare incontro ai dipendenti proprio per sviluppare un welfare aziendale che poi stimoli anche un welfare familiare. È un inizio, però era corretto secondo me citarla questa legge regionale, certo, perché è comunque un avvio che la politica ha battuto un colpo e ha capito che bisogna rimettere la persona al centro dell'attenzione e non il numero, non il guadagno, non il profitto. Anna, ormai siamo in chiusura, come vuoi salutare, cosa vuoi dire? Allora, è giusto il welfare aziendale, però con una visione di allargamento, altrimenti diventa sempre per pochi fortunati a lavorare in un'azienda rispetto ad un'altra e quindi continuiamo a creare differenze. Io vorrei chiudere invitando tutte le associazioni di volontariato, i volontari singoli, di fare veramente rete, di far vedere veramente di che cosa è capace la società e di che cosa sono capaci le persone, senza fermarsi a divisione, senza personalismi e senza vedere nell'opinione dell'altro una contrapposizione, ma capire che i punti di vista sono diversi, le prospettive sono diverse rispetto a uno stesso problema e la capacità grande e il progresso, nel vero senso della parola progresso, è la capacità di prendere in carico tutte le parti, prendere in carico lo stesso problema e lavorare per un obiettivo comune che in linea di principio dovrebbe essere sempre il benessere della persona. Chiarissima. Sentiamo come ci saluta anche Lisa Tomasella. Ringraziandovi per questa bellissima esperienza e sperando insomma che quello su cui abbiamo riflettuto oggi possa stimolare altre persone a pensarla come noi, ma a migliorare anche il nostro ragionamento ed aiutarci a creare una società migliore. Allora vi chiedo, siccome io dopo di voi, ma sono sicura che ci starà ascoltando, o spero, se no glielo dirò, avremo Daniela Sbrollini, che è una senatrice della Repubblica e soprattutto, a mio avviso, anche una donna che guarda più invece che al numero alla persona. Ecco, Anna, cosa vorresti chiedere alla senatrice Daniela Sbrollini? Vorrei chiedere di ascoltare il territorio, di essere una politica di prossimità, perché l'allontanamento della politica, delle istituzioni dal territorio non agevola il lavoro di nessuno, né da una parte né dall'altra, quindi dovrebbero essere attenti e dovrebbero essere laici,
nel senso guardare i problemi per quello che sono, senza parte politica, senza parte religiosa, ma l'importante è la laicità, specialmente per i problemi che riguardano e che toccano le persone. Abbiamo Gabriella in linea, vai Gabriella, non avevo sentito, vai. Ah, grazie, mi chiamo Piccolo Gabriella. Prego. Siccome che ho sentito qua che è la giornata di figli io ho 4 figli, ecco, abito qui a Spresiano, e ho detto, ho 4 figli e 4 nipoti, e ho detto, sa dov'è la salvezza? San Giovanni Bosco. Solo San Giovanni Bosco può fare tutto. E a tornare indietro. Non ho capito. San Giovanni Bosco. Adesso San Giovanni ho capito. Bosco. Ho capito, sì. Adesso sì, vai. Solo San Giovanni Bosco bisogna tornare indietro per i figli. Oggi abbiamo San Liberale a Treviso, Gabriella. Comunque ho capito il messaggio che vuoi dare, ecco la preghiera, ecco questo valore, ecco che magari ognuno dei genitori ha un proprio valore, però cercare di trasmetterlo anche con azioni veramente importanti. Grazie Gabriella da Spresiano. Allora sentiamo come ci saluta Lisa Tomaselle, cosa vorrebbe chiedere invece alla senatrice Daniela Sbrolini. Allora io vorrei pregarla di non dimenticare mai la storia del nostro Veneto, i passi che noi abbiamo fatto nel ricostruire la nostra comunità non solo dal secondo dopoguerra in poi, ma anche da appena siamo entrati nel Regno d'Italia. Quindi anche la nostra Repubblica Veneta ci ha insegnato tantissimo su come gestire la nostra comunità in modo rigoroso. Quindi io veramente le chiederei di portare l'esempio del Veneto a Roma in Parlamento e di non dimenticare mai le sue origini. Grazie alle mie ospiti, grazie a Anna Corò, Presidente Volontari Insieme, grazie a Lisa Tomaselle, consigliere comunale a Codogné, grazie di essere state con noi. Pubblicità. Il suo ultimo impegno pubblico era stata l'adunata sezionale della Montegrappa a Rosà la scorsa domenica. Sebastiano Favero, classe 48, dal 2013 alla guida dell'Associazione Nazionale Alpini, si trova ricoverato in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore a seguito di un malore. Fonti a lui vicine precisano che non è in pericolo di vita ma che ha bisogno di tranquillità. Alla notizia diffusa velocemente in tutta Italia tramite una comunicazione della sezione Montegrappa e del presidente Giuseppe Rugolo, moltissime sono state le attestazioni di solidarietà e le espressioni di vicinanza con gli auguri di pronta guarigione. Evidentemente, scrive Rugolo, la sua pur forte tempra e il suo carattere combattivo non ce l'hanno fatta sopportare lo stress causato da una campagna denigratoria vigliacca e ignobile scatenata dai soliti leoni da tastiera sul web. Il riferimento è al forte dibattito scatenatosi dopo la cerimonia di consegna del cappello alpino ai volontari delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Lo stesso Favero era intervenuto in prima persona con un comunicato ufficiale che esprimeva la posizione dell'associazione. Originario di Possagno, laureato in ingegneria, Favero è stato rieletto meno di un anno fa per la 5ª volta alla guida dell'associazione. Tra pochi giorni le Penne Nere sono convocate a Genova per la 97esima adunata nazionale dall'8 al 10 maggio. Allora è veramente un piacere questa mattina avere con me Daniele Cenedese, alpino, perché volevo fare proprio veramente gli auguri di una pronta guarigione al presidente Favero, Sebastiano Favero, una persona a me molto cara, sempre gentile, pacata ma determinata. Perciò veramente, Presidente, le faccio i miei più grandi auguri di una veloce guarigione e soprattutto non se la prenda. Guardi, Presidente, parla una che sa benissimo cosa vuol dire essere attaccati, ecco, essere ricattati, cercare di far del male con questi leoni da tastiera. Ecco, dobbiamo volare più in alto, ecco, dobbiamo guardare avanti e soprattutto quella frase
frase che io ripeto sempre: non ti curar di loro, lasciamoli parlare e fare. So che è una persona sensibile e quanto male possono aver fatto queste offese che ha ricevuto. Allora, Daniele Cenedese, cosa è successo? Ecco, raccontiamo da dove nasce tutto questo problema di questo cappello. Io mi ricordo quella sera al Da Ponte a Bassano per un premio che mi avevano dato, che sono stata invitata, che un alpino mi ha messo il cappello in testa. Mamma, apriti cielo, guarda, da dietro diceva: toglilo Mirella, subito, toglilo. Io non riuscivo a capire cos'è questa storia, che devo togliere sto cappello se qualcuno me l'ha messo in testa. Allora, spieghiamo bene la storia del cappello dell'alpino. Prego, Cenedese. Io vi racconto quello che so e quello che mi hanno detto. Io sono stato capogruppo a San Biagio per anni e il discorso... Anch'io ho chiesto anche delle volte a bravi ragazzi di poter indossare il cappello, e invece c'è una regola che chi non ha fatto la naia, il cappello che non l'ha ricevuto con tutto il vestiario non può mai portarlo. Il percorso d'alpino. Non ha fatto il percorso d'alpino, questa è in poche parole la frase. Torno a ripetere, abbiamo avuto degli aggregati molto migliori di qualche alpino, però gli è stato consegnato il berretto, non mai il cappello. Ecco, questa è una cosa che io da sempre ho sempre sentito che è così, insomma. Quindi, quando si è visto consegnare il cappello questi per un servizio, tutti gli altri si sono sentiti, come si dice, ma allora si sono chiesti come mai ci sono state queste differenze, queste cose e questa... Sì, e questa trasgressione, diciamo, ecco. Questa parliamo negli anni, perché veramente tanti se lo sono meritato il cappello, perché hanno fatto veramente più di tanti alpini, però era una regola. Questo. Era una regola o è una regola, Daniele Cenedese? Nel senso, dopo quello che è successo con queste polemiche anche molto violenti, cosa è stato deciso di fare? L'ultima che ho sentito è che siccome gli alpini sono una costola dell'esercito e sono stati invitati dall'esercito a fare questa, come si dice, questo volontariato, l'esercito si è sentito in grado di dare il cappello. Questo è quello che so io. Poi, allora andiamo come diceva prima la Mirella, si lascia scrivere tutto, insomma. Andiamo a vedere allora questo cappello alpino. Pepino, sa vuol dire. Oppure la rabbia alpino cappello, vedete voi. C'è fermento nell'Associazione Nazionale Alpini, dove sta montando in modo tanto rapido quanto incontrollabile una polemica tutta interna alle penne nere. Il malcontento di parte degli associati è legato alla decisione di consegnare il cappello alpino anche a chi non ha fatto la naia, come prevede invece l'usanza e fra le righe pure lo statuto dell'associazione. Ma andiamo con ordine. Sabato a Verona i volontari dell'ANA che hanno contribuito alla buona riuscita degli eventi olimpici sono stati ringraziati per il loro impegno. Più di 1000 i volontari presenti in Piazza Bra e 180 di loro che hanno operato con la task force della difesa dopo aver fatto i corsi specialistici al centro di addestramento hanno ricevuto anche il cappello alpino. Da un punto di vista formale le regole sono rispettate perché il coinvolgimento dell'esercito consente questa dotazione. Ma a molti alpini non va giù l'apertura dell'ANA a questa novità. Una rivoluzione che risponde di certo a una volontà e a una necessità di iniziare a dare un nuovo volto a un futuro diverso, a un sodalizio che solo pochi anni fa tanti davano per condannato per evidenti motivi anagrafici. Ebbene, questa scelta strategica ha causato una vera sollevazione. C'è chi annuncia di non voler più rinnovare la tessera e c'è chi dice che si toglierà il cappello davanti al palco delle autorità durante lo sfilamento di Genova. D'altronde, sul cappello, come dice anche la canzone, c'è una lunga penna nera, che per gli alpini è una bandiera. C'è una lunga penna nera, che a noi serve da bandiera. Allora,
Allora, Daniele Cenedese, questo cappello che abbiamo visto, ecco, lo alziamo, cappello dell'alpino ha tanti simboli. Ecco, spieghiamo questi allora. Il cappello d'alpino identifica la vita... Aspetta che lo facciamo vedere, perché ecco qua, così del tempo. Volevo spiegargli tutti i simboli. Ecco, nel caso mio identifica il reggimento, il battaglione, sul mezzo, la compagnia, questa qui è o là o rompi, e cosa avevi fatto sotto la naia? Io ero centralinista. E questi sono i simboli, è la 12ª compagnia. Sono i simboli che vanno portati sui capelli. Più c'è chi lo trasforma da vecchio, ci mette tutte le adunate che va a fare, ma sono tutti simboli di partecipazione. Ecco, il significato del cappello sarebbe proprio illustrare quello che hai fatto, quello che sei alpino, insomma. Quello che però veramente commuove e fa riflettere è la partecipazione che voi avete durante le sfilate, una cosa incredibile, i numeri, nessuno riesce a avere i numeri che veramente riuscite a fare voi, ma soprattutto è capire il valore di questo alpino che sfila, che marcia. Ecco, e questo che abbiamo sentito, non rinnovo più la tessera, vuol dire che questa frase è uscita da alpini di lungo corso, da alpini che veramente non ammettono che sia successo questo. Cosa dire allora a questi alpini, Cenedese? Come la vede? Da parte mia posso dirti, io essendo, come ho detto prima, stato anche capogruppo degli alpini, da quando è terminata la leva si va a cerca appunto degli aggregati. Io ho avuto aggregati tanto bravi, migliori di tanti alpini, e avevo chiesto anch'io a suo tempo di in base a quello che avevano fatto, partecipato a varie manifestazioni, di poterli avere in sfilata con noi con il cappello, ed è sempre stato negato perché era proprio una cosa sacra, nel senso che il cappello lo portava solo chi aveva fatto la naia, in poche parole. Allora andiamo a vedere Rabbia Alpino Cappello Vittorio Veneto, poi vediamo se la senatrice Sbrollini riesce a collegarsi. Andiamo a vedere e a sentire. Si possono trovare tanti modi per riconoscere la capacità di questi volontari senza dover svendere la nostra storia. La consegna del cappello alpino a 180 volontari che hanno prestato servizio alle Olimpiadi Milano-Cortina è risultata a dir poco indigesta a numerose penne nere che considerano la scelta una svendita dell'identità alpina rappresentata appunto dal cappello. Umberto Casagrande Cosmo, storico alpino vittoriese, ha scritto una lettera ai vertici dell'associazione della quale dice di non sentirsi moralmente più parte. Svendere questa nostra storia diventa pericoloso da un punto di vista di quella che è la nostra identità. La scelta di consegnare il cappello a chi alpino non è, prosegue Casagrande, non tiene poi conto di tutte quelle persone che sono affiliate all'ANA come amici degli alpini e non hanno mai chiesto il copricapo militare. Senza i volontari probabilmente l'ANA non riuscirebbe ad andare avanti e a fare tutto quello che fa, però ci sono modi e modi per dare un riconoscimento alle persone che collaborano con noi. Allora, ci sono modi e modi per dare il riconoscimento e in effetti questo era avvenuto, Daniele Cenedese, nel senso chi non era un alpino ma aveva fatto un percorso di aiuto, di volontariato con gli alpini, veniva dato un berretto. Esatto. Io non riesco a capire se ci sono queste regole che sono sempre esistite, perché all'improvviso qualcuno si erge a dire qua comando mi, fa quello che voglio mi, da oggi diamo il cappello. No, se c'era da dare il berretto, visto che non erano alpini, si doveva dare il berretto e finivano le polemiche, o sbaglio? Non c'era nessuna polemica perché giustamente sti aggregati che abbiamo da dopo che prendiamo su, dopo la sospensione della naia, accettano il berretto, quello usuale degli alpini. Ci siamo fatti una ragione perché giustamente per rispettare anche la tradizione, capisci? Poi ti dico anche di più che sulle adunate vendono i cappelli dappertutto
Anche questo sarebbe da chiarire e da mettere... Però vedi, quelli che non conosciamo non sfilano, i cappelli sono solo per proforma, li portano, però ma non... a questo punto, secondo me, sarebbe da togliere anche i cappelli nei banchetti, mettere i beretti, esatto. Ecco perché il beretto ha un altro significato, oppure perché se il valore del cappello è così alto, cerchiamo di togliere anche dai banchetti e di mettere i beretti. E i cappelli andare a ritirarli dove ci sono le sezioni ANA, i gruppi ANA, giusto? Che conoscono le persone, invece è diventato tutto un mercateggiare. Allora, vediamo se riusciamo a collegarci con Daniela Sbrollini, ecco, senatrice di Italia Viva, eccola qua. Buongiorno senatrice, grazie di essere qui. So che anche lei sta cercando di dare il suo contributo, non so se aveva sentito le mie ospiti prima che le avevano fatto un appello, più presenza nel territorio, dare più risposte, specialmente in un momento dove la sicurezza, la solidarietà dovrebbe regnare sovrana, e invece vediamo situazioni, almeno qua nel Veneto, di disagio, questi ragazzi, questi senza tetto, che si sono messi a dormire vicino al municipio sotto una chiesa, 11 ragazzi che io ho raccolto, senatrice, grazie a un imprenditore li ho portati a dormire, che ha pagato una settimana praticamente di vacanza. Mi ha dato la possibilità di aiutarli dicendo fai da tramite Mirella, perché quando ha sentito questo ragazzo che ha detto, uno di questi ragazzi che dormivano proprio sotto questa chiesa, nei portici, se questa è vita meglio morire, lui ha detto io non me la sono sentita di girarmi dall'altra parte, ha detto sarà una goccia nell'oceano ma la voglio mettere, portali in un albergo, ecco, che si lavino, che diano un po' di dignità, di respiro a queste persone. Non le dico cosa è successo, l'umiliazione, ecco, le offese che ha ricevuto, la sottoscritta è stata ricattata, non ti daremo più il 5 per 1000, come se io avessi adoperato quei soldi, che non li ho adoperati, ma a parte che non me ne frega niente, perché quelli che hanno detto così sono proprio quelli che non me li danno, ma non è un problema. Ma la cattiveria, la rabbia contro questo imprenditore che magari avrebbe potuto anche aiutare di più, ma ha avuto paura, non le dico cosa è successo nei social, un razzismo pazzesco, una violenza pazzesca. Ecco, poi le farò vedere anche un filmato. Cosa vuole dire, senatrice? Ma siamo a questi livelli nel Veneto, prego, perché mi sembra che sia solo nel Veneto che capita questa rabbia terribile, queste offese, questi leoni da tastiera anche con gli alpini, un disastro per un cappello. Il presidente che ho salutato, Sebastiano Favero, è andato all'ospedale, è stato operato il cuore, perché chissà che rabbia. Prego, senatrice. Intanto Mirella, grazie mille, buongiorno, e mi scuso se mi sono collegata in ritardo, ma abbiamo avuto dei problemi proprio logistici. Volevo dire grazie a lei anche per quello che sta facendo, per la sua trasmissione, perché fa anche tantissimo sul sociale, come in questo caso. Salutare anche il suo ospite. Io ho la fortuna e l'onore di essere anche iscritta come, diciamo, tessera onoraria agli alpini, e quindi per me è, come dire, un mondo talmente bello, straordinario, di volontariato a cui ci dovremmo sempre, come dire, ispirare anche nella nostra azione politica. Quello che lei ha raccontato è veramente gravissimo. Peraltro noi siamo reduci dall'approvazione di un decreto sicurezza, ovviamente mi faccia dire dal mio punto di vista, dal punto di vista del mio partito di Italia Viva, noi abbiamo votato contro questo decreto sicurezza perché tutto quello che lei ha anche detto poco fa non ha nulla a che fare con quello che è stato approvato nel decreto, perché la sicurezza è un tema nazionale che non ha colore politico, e quindi noi abbiamo sempre dato la massima disponibilità a lavorare con il governo, con la maggioranza, senza appunto distinzione di partito, perché è una priorità dei cittadini. La seconda questione è che bisogna fare, secondo me, una cosa molto semplice. Intanto dare una delega chiara, precisa ai sindaci sul tema della sicurezza, che oggi non hanno.
hanno alcuni temi che riguardano la sicurezza, ma invece devono avere una delega. Una delega precisa significa anche avere le risorse economiche, le risorse di personale sul territorio, e quindi questo è un primo tema. La seconda è che il Veneto ha una straordinaria rete di volontariato che non ha nessuna regione in Italia, e la terza, certamente, che lei ovviamente evidenziava, è che questi leoni da tastiera, io ho dovuto denunciare più volte su altri temi che riguardavano, per esempio nel mio caso, i vaccini, e si scatenano con una violenza digitale che non ha veramente parole, e su questo dobbiamo essere tutti concordi non solo nel denunciare, ma nel lavorare come stiamo facendo in questi giorni anche per regolare e richiamare al senso di responsabilità tutte le piattaforme, i social, ad un maggiore controllo, monitoraggio di quello che oggi sta accadendo. Quindi c'è una violenza che parte dal linguaggio e si nasconde nell'anonimato. Questa è sono persone vigliacche che non hanno il coraggio di manifestarsi e che forse invece, Mirella, dovrebbero fare una cosa molto semplice, magari fare lavori socialmente utili come quelli appunto di vivere nella comunità e aiutare invece le tante situazioni di disagio, come le persone senza tetto, le tante persone che oggi non hanno neanche la dignità umana di essere parte, di un territorio, e quindi noi dobbiamo fare un lavoro insieme, perché si vince solo se stiamo tutti insieme, istituzioni, volontariato, media, e quindi lei sta facendo veramente un grande lavoro non solo mediatico ma anche sociale, e io la ringrazio anche per questo. Allora le faccio vedere questo Futuro Migranti in Albergo e poi commentiamo assieme anche all'alpino Daniele Cenedese e alla senatrice Sbrollini. Andiamo a vedere. Se sistema va bene, se no torniamo nuovo lì. In parcheggio? No, parcheggio. In panti della prefettura. Il tempo ormai è quasi scaduto per Ali e per gli altri e il loro immediato futuro resta nel limbo. Martedì, l'ultimo giorno per poter usufruire del vitto e alloggio nell'hotel che l'imprenditore ha donato loro per strapparli dalle notti all'aperto, quei giacigli vicino al municipio di Treviso che hanno fatto scattare proteste e dibattito, ma anche un odio social che ha amareggiato lo stesso imprenditore, tanto da far sfumare la eventualità di una proroga dell'offerta. Dunque, gli 11 migranti, nel frattempo diventati 8, tra di loro non hanno accettato poi la soluzione in hotel, sembrano destinati a tornare in strada, a meno che da qui a martedì non vengano trovate altre soluzioni. In queste ore sono costanti i contatti tra gli appartenenti a Partecipare il Presente, il forum che vede collaborare insieme mondo del volontariato, categorie economiche e diocesi e che nei giorni scorsi ha ufficializzato una lettera formale di impegno per creare un tavolo che possa favorire ogni forma di integrazione per un miglioramento delle condizioni di vita dei migranti. Un appello nei confronti del quale Casugana non è rimasta insensibile. Ore cruciali dunque per evitare di nuovo la strada, ciò che spera anche Ali. Pakistano, arrivato in Italia nel 2016, in questi giorni assieme agli altri ha lavorato agli orti sociali gestiti dall'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, accolti da Mirella Tuzzato, che martedì scorso si era fatta tramite dell'imprenditore benefattore e che per 4 di loro ha trovato un lavoro. La storia di Ali è quella di un giovane papà da 10 anni in balia di documenti che non ci sono e di occupazioni sempre in bilico. Prima ho lavorato, primi 2 anni come campi, poi ho lavorato in discoteca e poi un po' di fabbriche. Ultimo lavoro che ho lasciato, mi ho licenziato titolare, che ho da muratore, che lavoravo da quasi 3 anni con lui. Perché adesso non ne ho possibilità, che non ne ho permesso. Per quel motivo sono venuto in strada. Per qualche tempo è riuscito a trovare dove vivere in affitto dividendolo con alcuni connazionali, ma senza un permesso di soggiorno è impossibile anche soltanto questo. Troppo difficile, passati 10 anni, ho figlio cittadino italiano, fatto giungimento 2023, fino adesso aspettavo ogni domani, dopodomani, un mese, un anno, per loro non cambia niente se io vado in strada. Una strada dove vivere e passare le notti non è soltanto difficile. È rischioso, non è una vita come sei
sottoterra già, perché quando chiudi gli occhi passano gli ubriachi, tutto quanto. Non è sicuro dormire fuori e non è sicuro che una persona vuole vivere così. Siamo venuti per migliorare, ormai siamo già rovinati, come 10 anni io ho perso, non ne ho casa, non ne ho documenti ancora. Allora, senatrice, come commenta queste parole? Io li ho portati a questi orti sociali proprio per non vederli, perché la gente, a molti trevigiani danno fastidio, li guardano con disprezzo. Ecco, io guardo questa rabbia che veramente ha fatto sì che questo imprenditore si defili. Pensi che c'è un altro imprenditore a Treviso che sta costruendo una palazzina e ha paura di dire chi è per ritorsioni, ma si rende conto a che livelli siamo. Ecco, cosa vuole dire a questi ragazzi? Ma è possibile che la politica non riesca a capire che abbiamo fame di manodopera e deve sburocratizzare, deve accelerare? Chi ha voglia di integrarsi lo può fare, senatrice, deve lavorare, integrarsi, ma perché dobbiamo aspettare il colore del cartellino, il documento che non arriva mai? 10 anni. Prego, senatrice. Io sono assolutamente d'accordo con lei. Questa è una emergenza che, se non va regolamentata sburocratizzando appunto tutto quel sistema di regolarizzazione degli immigrati, invece di scrivere sul decreto sicurezza esattamente il contrario, cioè che quelli sono tutti uguali e sono un pericolo per la nostra comunità. Certo, sono un pericolo nel momento in cui queste persone sono invisibili, non hanno appunto un permesso di soggiorno, non possono accedere a nessuna struttura, non hanno diritto a un servizio, mentre noi invece dovremmo lavorare su politiche di integrazione, che significa anche formazione. Quindi è un grazie ai nostri imprenditori, a questi imprenditori in modo particolare, che hanno cercato di aiutare in tutti i modi queste persone. Peraltro parliamo, se ho capito bene, di 11 cittadini che non hanno nessun servizio e nessun diritto, e che invece potrebbero essere integrati con formazione, con una situazione di dignità e non rimanere appunto per strada, cercando loro di renderli visibili agli occhi delle persone. Questo è l'unico modo per superare la diffidenza, la paura, l'insicurezza e anche le tante forme di razzismo, di violenza a cui assistiamo quotidianamente. Vede Mirella, noi ci stiamo provando in tutti i modi, ma nel momento in cui, lo dico anche a chi ci sta vedendo e ascoltando, nel momento in cui si fa un decreto sicurezza, in cui tutte queste proposte vengono bocciate, viene messa la fiducia, e quindi è un testo blindato che non si può emendare in nessun modo, anche chi come noi ha cercato di essere propositivo e di fare delle proposte che vanno in questa direzione, perché è l'unico modo per avere una comunità migliore e più equilibrata, è stato tutto un lavoro che è stato bocciato senza neanche poter discutere nelle aule parlamentari, perché sono decreti legge che vengono direttamente dal governo e non discussi come si dovrebbe in Parlamento. Quindi anche da parte mia, che sono in minoranza, io voglio parlare di questi argomenti, vorrei confrontarmi con il governo, con la maggioranza di centrodestra, ma invece assistiamo ad un dibattito soltanto con l'inserimento di nuovi reati, dove il nemico è sempre quello che viene da un altro paese. Senatrice, perché abbiamo Giulia da Venezia, se no mi cade la linea, ma poi riprendiamo. Vai Giulia. Sì, Mirella cara, ciao. Buongiorno a tutti, Ciao. anche alla senatrice che hai là. Buongiorno, buongiorno. E allora Mirella, io volevo dire che quel ragazzo che hanno tirato su a Venezia, mi hai sentito fino adesso? Sì, Giulia, ti ho sentito bene. Perché Mirella se si metteva sempre là
non sono mai andati a parlargli, dirgli una parola di conforto. Mandiamo anche le immagini, ragazzi, del ragazzo di Venezia. Vai Giulia. Perché anche per me lui non ce l'ha fatta più, ha cercato di farla finita. Adesso si lavano la coscienza. E dopo Mirella, ma è una vergogna Mirella, di più di 10 anni che non hanno il permesso di soggiorno, che non possono fare niente, ma negli altri stati mi sembra che siano 5 anni, perché noi siamo diversi qua in Italia. E allora Mirella, io volevo dire che siamo stanchi di questo governo, perché vanno avanti a son di trucchi e trucchetti, ed è ora di finirla, perché noi non siamo stupidi, noi capiamo, e poi dicono prima i nostri, ma quale nostri che non fate niente per nessuno? E allora Mirella, scusami se io alzo la voce, però io sono stanca di vedere queste cose, questi trucchi, barbitrucchi, ma non si vergognano mica. Facciano una cosa giusta, che quelli che sono qua da 10 anni abbiano il permesso di soggiorno e possono lavorare e non essere così ridotti, perché hanno una famiglia di là, hanno lasciato mogli e figli, pensa a quanto soffrono. Mirella, scusami se ho alzato la voce, però Mirella, io non ce la faccio più a sentire queste cose, è una vergogna. Ti auguro una buona giornata. E vi saluto tutti, ciao Mirella, grazie per tutto quello che fai, speriamo che saltino fuori altri imprenditori che prendono provvedimenti così, perché è una vergogna per il governo, dovrebbero essere loro che prendono, che fanno leggi per assistere queste persone. Vi saluto, scusatemi se ho alzato la voce, ma è una vergogna. Allora Giulia ha espresso quello che sente, soprattutto come ha visto, senatrice, questo uomo che è stato pescato ieri a Venezia. Hanno detto che è caduto. Ecco, io invece ho fatto un'altra riflessione, perché molti veneziani lo vedevano da diverso tempo che si sedeva e guardava queste acque, fissava queste acque. Ecco, io penso invece che lui abbia deciso di dire basta, come quel ragazzo che vi ho raccontato che ha detto se questa è vita meglio morire. Ecco, noi dobbiamo pensare di cercare di capire che sono persone, che sono esseri umani, e visto che abbiamo la possibilità di aiutare, perché penso che non abbiamo tolto niente a nessuno, questo imprenditore non ha tolto niente a nessuno, ha messo del suo denaro per una settimana per cercare di mettere questa goccia che poteva diventare anche di più, ma non le dico, la rabbia e l'umiliazione, ha detto non avrei mai immaginato di tanta cattiveria. Allora senatrice, cosa vuole dire anche per rispondere a Giulia, poi sentiremo anche Daniele Cenedese, prego. E la signora Giulia ha detto delle parole sacrosante, io le condivido totalmente. Dopo 4 anni di un governo di centrodestra così compatto e con una maggioranza così ampia, sanno benissimo cosa chiedono anche i nostri imprenditori. Parliamo di manodopera che non si trova, parliamo continuamente di formazione che dobbiamo dare a queste persone, quindi è necessario regolarizzare i flussi migratori. Chi delinque, chi sbaglia ovviamente deve essere espulso immediatamente, su questo siamo tutti d'accordo, ma chi viene nel nostro paese, nella nostra regione per lavorare, e sappiamo poi appunto che lasciano le proprie famiglie e tutti i soldi, quei pochi soldi che guadagnano, li mandano direttamente alle famiglie nei loro paesi di origine, noi perché dobbiamo negare loro la possibilità di andare a scuola, di avere una casa, di poter esercitare il diritto alla salute, cioè tutto quello che normalmente avviene per far sì che la nostra comunità possa vivere una situazione non di disagio, non di violenza e di insicurezza, perché è evidente che se queste persone vengono abbandonate al loro destino, poi entreranno anche magari in giri di criminalità, nello spaccio, oppure addirittura sceglieranno
drammaticamente di non vivere più, di suicidarsi. Quindi noi non possiamo voltarci dall'altra parte, dobbiamo accelerare le pratiche per quelli regolari e accelerare le pratiche di espulsione per quelli che sbagliano, che delinquono. È molto semplice, e dare più potere ai sindaci e dare loro anche deleghe con personale specializzato, dove possono anche assumere più personale, e anche risorse economiche, perché oggi i tagli che ha fatto questo governo alle politiche sociali non lo abbiamo mai visto negli ultimi 20 anni. E chiudo dicendo che questo è il governo, l'unico governo che ha avuto 200 miliardi di PNRR e quindi avrebbe potuto fare delle riforme anche di politiche sociali che non ha voluto fare e che invece ha scelto altre strade, altri sprechi che non erano certamente necessari. Sentiamo Daniele Cenedese come commenta. Prego Cenedese. Io non sono per niente d'accordo con quello che dice la senatrice, perché parlo anche per esperienza. Io sono stato anche assessore a San Biagio. Sì. Nel 2012 e nel 2013 ho organizzato feste in piazza per l'integrazione. Parliamo di 15 anni fa. Ed era bellissimo, avevo invitato l'Avis, l'Aido, perché dicevo il sangue loro è uguale al nostro e li facevo partecipare a queste cose. Parole brevi, poi sono 10 anni, è andato su, hanno cambiato il sindaco, è andato di sinistra, è andato da questi emigrati a promettere, e qui posso portarti dei testimoni, a promettere che avrebbe interessato tutti quanti gli imprenditori per prenderli su, è andato in cerca di voti, in poche parole. Questi qua, dopo 10 anni, non l'hanno più visto, sono andati lì, non li ha mai voluti ricevere il sindaco. Si sono fatti vivi l'anno scorso da me, per vedere se si riusciva ancora a creare sto simposio. A quei tempi miei c'era l'AFI, Associazione Fratelli Immigrati, che raccoglieva le varie etnie. Io avevo un'attività, facevamo gli incontri nel mio ufficio e anche tra di loro non c'era un accordo, però sono riuscito a creare sto simposio. Abbiamo fatto la prima festa che era più semplice, loro portavano, sai che c'era quei tempi che sentivano gli odori, sì. E allora c'era tutto... Nei condomini si lamentavano. E allora abbiamo fatto quella culinaria, ognuno portava i suoi cibi e li davano ad assaggiare alla gente. Tanti, poi gli stessi condomini che si lamentavano a quei tempi dicevano no, è buono. Per dirti una stupidata. Nel secondo anno abbiamo invitato anche le altre associazioni culturali, ti ho detto l'Aido, l'Avis, e abbiamo iniziato a fare questo percorso, che era veramente un bel percorso, perché gente di 15 anni fa era già 15 anni che era qua. Ed era proprio una cosa bella, perché anche loro riuscivano a conoscere la nostra realtà e noi, i nostri, quelli della mia età o i più giovani, mia figlia, per conoscere un po' le loro esigenze. Ed era veramente una cosa bella. È stata abbandonata. Sono passati 13 anni. Adesso perché sono entrato nella Proloco comunale qui per aiutarli e sto cercando di rifare questa festa. Hanno rifatto l'associazione, ma dovessi vedere che statuto dove dicono che rispettano tutte le nostre cose. Bravi, è depositata. Sì, però, finisco. No, ma scusa Cenedese, però la Sbrolini dice un'altra cosa. Si parlava del decreto sicurezza, questo decreto che è stato fatto, che non dà la possibilità a questi ragazzi di integrarsi, perché se le leggi rimangono quelle che sono, questo permesso di soggiorno non riesce ad avere... Allora ci possono ha detto giusto 4 anni. Ma aspetta, ci possono fare 1000 feste, ma se non acceleriamo il percorso di
snellimento di questa burocrazia, e chi sbaglia se ne deve andare e chi invece vuole integrarsi può essere assunto, noi non andiamo da nessuna parte. Puoi fare 1000 feste, 1000 riunioni, ma se le leggi rimangono quelle, hai sentito il ragazzo, 10 anni non è cambiato niente. Sbrollini. Allora, io vorrei rispondere appunto al signor Daniele che intanto non solo i 4 anni di questo governo, il centrosinistra negli ultimi 20 anni ha governato pochissimo e lo sa meglio di me, ma non è una questione soltanto di amministrazione, perché se ci sono leggi nazionali allora che danno deleghe ben precise agli amministratori, e lei ha detto che ha fatto l'amministratore in un comune, questo vuol dire che poi di conseguenza i sindaci hanno la possibilità di lavorare e di muoversi indipendentemente dal colore politico. Io ho messo in premessa che a me non interessa se sei di centro, di sinistra o di destra. C'è un governo certamente di centrodestra, ma se i comuni non hanno le risorse economiche, di personale e non hanno una delega, e questo lei lo sa benissimo perché c'è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani che sta lavorando anche con l'Anci Veneto, di cui presidente Mario Conte, sindaco del comune di Treviso. Quindi non ci deve essere una differenza politica, ci deve essere un'azione di equilibrio e anche bipartisan che sia in grado adesso di dire che i comuni possono muoversi in questo modo, che la polizia locale può fare questo, che le forze dell'ordine possono fare quest'altro. Oggi è il caos perché nessuno sa dove finisce la propria responsabilità. Quindi quello che sto dicendo io, che tra l'altro vengo dall'Anci per lavoro, è proprio quello che bisogna dare ai comuni la possibilità di agire sul territorio, perché poi ogni comune ha le sue peculiarità, ha una rete di volontariato, ha le associazioni, ha tutta una serie di strutture che non sono uguali. Poi c'è anche il tema di quello che può fare la Regione Veneto, anche in questo caso, ma serve una cornice nazionale chiara. Oggi non c'è questa cornice nazionale chiara, è su questo che noi dobbiamo cambiare le regole, ed ecco perché ho detto deve essere il Parlamento a farlo, non può essere il governo, mentre finora stiamo agendo soltanto con leggi imposte dal governo, dove arrivano in aula blindate con la fiducia, e quindi noi non possiamo modificare quello che non va bene. Cenedese. Questo qui è un discorso per evadere quello che ho detto io. Perché no, assolutamente, per non cancellare è 10 anni se ha fatto l'amministratore lo sa parliamo uno alla volta, senatrice, aspetta. Esatto. Prego. Io dico che quando lasci correre un periodo di tempo è difficilissimo riprendere dopo, quando il male è stato fatto. Se invece si iniziava per tempo, io posso dirti dalla mia esperienza, dopo di tutto il resto ha ragione la senatrice. Io nel mio comune è successo questo, che hanno promesso mari e monti e poi li hanno lasciati là, basta. Allora andiamo a vedere anche a Treviso, senatrice, così vede anche quello che è successo a Treviso, e le do il quadro perché domani scade questo termine e ci sono questi ragazzi che, se nessuno risolve il problema, tanti tavoli, tanti stati generali, però risposte concrete, come dice Daniele Cenedese, non sono arrivate. Allora andiamo a vedere cosa è successo proprio all'inizio, quando ho sentito che questi ragazzi dormivano e questo imprenditore mi ha detto vai a prenderli, quello che posso è questo, e io ho fatto quello che mi ha detto, ho fatto da tramite per aiutare questi ragazzi. Andiamo a vedere. Fate un po' di colazione, vi lavate, in attesa che qualcuno si muova, perché così non è possibile vedervi. La svolta è arrivata poco dopo mezzogiorno, quando sotto i portici davanti alla chiesa di San Vito è arrivata Mirella Tuzzato, anima di veneti schiacciati dalla crisi. Mirella, che ha portato ai migranti accampati una buona notizia: un suo telespettatore si è fatto avanti facendosi carico di una settimana di vitto e alloggio in alberghi e strutture dell'Interland. È un imprenditore del posto.
che ha visto, ha visto questa situazione e dice: io metto la mia goccia nell'oceano, non voglio essere visto, però la metto tramite te, vai a prenderli e portarli a lavare, a fare. No, la politica non c'entra niente, qua è solo un aiuto proprio personale che dà questa persona a questi ragazzi. La politica assolutamente non c'entra niente in questa situazione, zero assoluto. Solo umanità. Solo umanità e basta, non vuole nessuno. Quindi adesso come ti organizzi, Mirella? Adesso chiedo chi di loro vuole venire via direttamente e basta. 11 i migranti aiutati. Si tratta di alcuni dei senza tetto sgomberati dal Parco dal Negro la scorsa settimana, gli stessi che per 2 notti di fila hanno dormito nei pressi di Casugana. Nel corso della giornata sono stati intercettati anche quelli che al momento dell'arrivo di Mirella si trovavano al lavoro. Come passaggio intermedio la sede dell'associazione al Sant'Artemio, dove hanno potuto prendere dei vestiti e delle scarpe. Mirella, grazie signora questa che siamo un po' felici, così laviamo, cambiamo, guarda i vestiti. Non è una vita questo. Non è vita. Sono felice che devo andare a lavare, ma un posto, non è un posto. Tanto grazie mille per signora, che voi arrivo o chiama che c'è lavoro, tu vieni. Grazie, tanto grazie. Grazie Mirella, grazie Mirella. Quanti anni hai? 20. 20 anni? Sì, 20 anni. Queste sono persone, sono creature che vanno aiutate. C'è questa persona che lavora, poi la porteremo anche a lavoro questa sera e poi domani mattina mi organizzerò con le associazioni di volontariato per andarli a prendere e vedere come fare. Intanto facciamo oggi e oggi adesso ragazzi andiamo a mangiare. Grazie. Ciao, ci vediamo dopo. Allora, intanto facciamo oggi, però è passata una settimana senatrice e nessuno ha bussato. Io me la sono presa un po' anche col mondo del volontariato perché eravamo su tutti i giornali, i media, mass media, perché è un caso che ha fatto veramente scalpore anche per la violenza inaudita che è stato attaccato questo imprenditore. Però il problema è che rimani tanti tavoli quei stati generali, imprenditori, ma alla fine se domani qualcuno non risolve il problema loro torneranno a dormire sotto i portici, questa è la realtà. E allora cosa si può fare in questi casi, senatrice? Come può la politica, perché prima spiegavo a Daniele Cenedese che qua non è questione di io ho fatto e tu non hai fatto, qui la risposta deve arrivare dalla politica, perché noi possiamo fare le cose più belle, ma se la politica tutta assieme, dico io, non dà risposta e vede questo immigrato come una risorsa e non come un problema, e snellire tutte le... perché lo può fare loro, noi non possiamo farlo, Daniele Cenedese, è la politica che deve dare risposte in questo senso. Tu che documenti hai? Sei in grado di lavorare? Sì, hai voglia di integrarsi? E allora vai. E allora, senatrice, cosa si può fare? Ecco, ritorneranno a dormire pensate che immagine adesso i turisti che arrivano, questi poveri disgraziati in queste condizioni. Prego, senatrice. Ma intanto io non so adesso, Mirella, se il sindaco di Treviso è già intervenuto su questo tema e su questa situazione che va ovviamente risolta immediatamente ed è già tardi. C'è chiaramente la prefettura, la questura, ci sono tutta una serie di enti preposti ad occuparsi di questo. Io lo vedo anche nella mia città, a Vicenza, cioè c'è un lavoro di squadra, come lei diceva, tra l'istituzione, che in questo caso comune, provincia, coloro che sono interessati al tema, le forze dell'ordine, intanto per mettere in sicurezza queste persone. E poi ovviamente lavorare affinché queste persone possano attivarsi e avere immediatamente un percorso di lavoro, di integrazione, anche grazie agli imprenditori che si sono fatti avanti. E quindi io penso che anche qui il coinvolgimento delle stesse categorie economiche sia fondamentale in questo senso. Questo per agire ovviamente nell'immediato. Poi è chiaro che a livello nazionale il tema è quello di cui ho già parlato, però adesso questo tema va affrontato come emergenza.
con gli strumenti che si hanno a disposizione sul territorio, con il buonsenso, mi permetto di dire, perché non può essere lasciato soltanto alla benevolenza, all'umanità, alla straordinaria capacità che ha avuto lei e che hanno avuto alcuni imprenditori. Noi dobbiamo agire in questo senso, quindi io credo che questi siano i passaggi fondamentali da fare adesso, subito. Ma non è, senatrice, che questo caso di Treviso può essere il caso portato a livello nazionale proprio per dare una svolta, per accelerare quella che è la possibilità anche di questi imprenditori di assumere più velocemente, perché abbiamo fame di manodopera. Io ho trovato 6 posti in pochissimo tempo, però la difficoltà dell'imprenditore è quella di assumere proprio la burocrazia che impedisce di fare passi avanti. Questo lo potete fare solo voi mettendovi d'accordo. Può essere che questo caso proprio diventi un caso nazionale per accelerare, e lei lo deve portare questo caso, senatrice, perché sono cittadini d'Europa alla fine, sono cittadini del mondo, sono creature che hanno bisogno di risposte, non possono aspettare che qualcuno la smetta di litigare e invece agisca. Prego, senatrice. Io, Mirella, avrei concluso dicendole appunto questo. Stiamo già predisponendo un'interrogazione parlamentare e quindi io farò immediatamente questo lavoro, e domani pomeriggio, quando sarò nell'aula del Senato, parlerò anche con il governo di questi temi, e coinvolgerò ovviamente tutti gli altri colleghi di maggioranza e di minoranza del nostro territorio regionale. Quindi questa è una cosa che io posso fare. È chiaro però che nel fare questo questi giorni significa non dare risposte rapide e veloci, invece che dovremmo dare intanto a questa situazione che va risolta nelle prossime 24 ore. È chiaro che io mi muoverò subito, grazie anche alla sua sollecitazione. Grazie. Io parlavo di quello che però adesso si potrebbe fare, intanto nell'immediato come territorio, e poi certamente l'interrogazione parlamentare che la stiamo già scrivendo. La ringrazio, senatrice, perché è molto importante. Grazie. Abbiamo Gabriella da Mogliano. Vai, Gabriella. Grazie, Mirella. Ancora ringraziando il cielo che c'è lei a Treviso, che c'è il volontariato, ma sarebbero un po' troppo a sta gente che è capitata, e io non invidio i sindaci, non invidio chi è al governo, perché è un mondo preso veramente male. E dopo vedevo ieri che hanno fatto vedere il Sudafrica, e il sindaco, il governatore del Sudafrica vuole fare un muro di 3 metri per non lasciare che i poveri passino di là. Ma allora anche il Sudafrica, per dirle che è un esempio, perché se tu hai una parte ricca non dai una mano ai poveri? Vedi che il mondo va veramente male. Mi dispiace veramente, ancora ringraziamo il Dio che c'è lei, che c'è altra gente che fate del bene, e se non ci fosse che catastrofe sarebbe? Grazie, buona giornata. Grazie Gabriele, mi dai lo spunto proprio anche con Daniele Cenedese per dire invece che il mondo del volontariato, senatrice, è stato penalizzato. Noi giriamo col commercialista, paghiamo per fare i volontari, cioè veramente è una cosa inaudita, dopo che anche durante il Covid abbiamo tenuto in piedi il paese, siamo stati noi col mondo del volontariato. Cosa è successo, senatrice? Che hanno colpito veramente a morte, quante persone hanno lasciato perché non sono riusciti veramente a sopravvivere, perché era un costo importante. Prego, senatrice. Sì, è stato fatto un decreto, e anche proprio quello sul volontariato. Noi abbiamo fatto moltissime audizioni con le associazioni eccetera, e si è tagliato proprio lì. Si sono andate a tagliare risorse, aiuti che erano assolutamente necessari. È stato fatto un decreto e un provvedimento esattamente all'opposto di quello che si doveva fare, ma non, le dico anche di più: tutto quello che riguarda le politiche che riguardano il sociale e quindi il volontariato, ma potremmo allargarlo al welfare in generale, sono da anni sotto una lente di ingrandimento, perché sono stati fatti dei tagli
sempre sullo stesso settore, e questo non è più possibile. In più sono stati scritti degli articoli che addirittura penalizzano chi vuole fare volontariato. E quindi anche su questo noi abbiamo alzato la voce per dire basta con questi provvedimenti spot che vanno esattamente a colpire sempre le storie di marginalità, le persone che stanno peggio, e potremmo aprire qui un capitolo su tanti temi che ovviamente non sono oggi argomento della trasmissione. Vede, quello che preoccupa è anche, lei si è occupata anche del carcere minorile, ecco, sì, quello che abbiamo sentito, c'è un paese che sta scoppiando proprio per quanto riguarda la sicurezza da qualsiasi angolazione tu la veda, è questo che preoccupa il cittadino a casa, e diventa sempre più arrabbiato, ecco, diventa sempre più, non si riesce più a capire come salvarsi, furti in casa, esci, disastri. Senatrice, qua la politica bene o male prima o dopo dovrà unire le forze indipendentemente dal colore politico e dare le risposte, perché se salta il tappo non ce n'è per nessuno dopo, non ce n'è per nessuno, non c'è il mondo del volontariato che arriva e mette il tappo sulla sicurezza, guardate che non ci sarà più il tappo dopo. Prego, senatrice. No, io sono assolutamente d'accordo con lei, perché anche in questi giorni in Commissione Giustizia del Senato c'è tutto il tema intanto del sovraffollamento delle carceri e della carenza di personale che ormai ci trasciniamo da tempo, ma soprattutto il tema dei minori, perché i minori non dovrebbero stare con gli adulti e stare nelle carceri in questo modo, perché le carceri dovrebbero essere invece, come li abbiamo sempre concepiti per la nostra Costituzione, come istituti educativi, dove imparare un lavoro, dove fare scuola, dove avere un supporto psicologico e un reinserimento sociale. E invece assistiamo ad una violenza, a un disagio giovanile fuori e dentro gli istituti dei minori che non è più accettabile. Su questo, Mirella, abbiamo chiesto anche la settimana scorsa al governo di venire in aula con i due ministri competenti, a cominciare dalla ministra Roccella, proprio perché i dati Istat che abbiamo sono dati molto preoccupanti, soprattutto per quanto riguarda i minori, e su questo dobbiamo intervenire in maniera trasversale. Noi ci siamo, io lo continuo a dire, lo abbiamo detto anche nelle aule parlamentari. Mi auguro che la ministra Roccella nelle prossime giornate possa venire in aula e confrontarsi con noi. Molto chiaro, la ringrazio. Sentiamo Daniele Cenedese. Grazie. Vuoi aggiungere qualcosa, Daniele Cenedese, a quello che hai sentito, accelerare, ecco, non colpire il mondo del volontariato, ma bensì aiutarlo, perché veramente se no, se salta il tappo siamo a posto. Prego. Questo è vero. L'unica parola bene che ho sentito è che sta mancando il buon senso. Il buon senso, anche sul volontariato, vuol dire tanto. Non fare... Guarda che è caduto il microfono. Ecco, dov'è andato il microfono? Allora, intanto che Daniele si sistema il microfono, ecco qua l'ha trovato. Beh, parla intanto così, parla così. No, volevo appunto dire che il volontariato va aiutato, non va, come avevamo parlato prima, un sacco di burocrazia, di questo, di quello. Io parlo adesso che sono lontano un po' dalla politica, per dare una mano per fare questa integrazione. Ci sono 3.000 ma il cibo, ho detto, ma è un cibo che fanno a casa, non lo è? Ma sai, non si può più, e questo e quello. Ma poi non possono mettere la cassetta delle offerte, ma Dio santo, lo pagheranno anche loro. Ormai ci sono un sacco di cose che ti dicono, ma allora lasciamo fare, non si fa più niente. E con queste parole noi ringraziamo Daniela Sbrollini, senatrice della Repubblica di Italia Viva. Grazie senatrice, mi raccomando, grazie, aspetto Mirella. veramente un qualcosa, ecco, un colpo veramente, ma veramente un colpo per agire, perché basta parole, ne abbiamo sentite a valanghe. Adesso abbiamo bisogno veramente che la politica agisca, e io porto sempre di esempio il ponte Morandi, senatrice. Quando si vuole
la burocrazia si supera quando si vuole, si uniscono le forze e si supera la burocrazia. Io penso che la sicurezza, il problema della sicurezza è talmente forte che dovete superare la burocrazia e snellire e aiutare queste famiglie, questi cittadini in difficoltà, perché senza di loro non mangeremo più chi andrà a raccogliere, perché qualcuno non vuole ancora capire che poi non vuole il pakistano ma va a mangiare nel ristorante dove in cucina c'è il pakistano, l'indiano o tutti quei stranieri che sono qui. Grazie veramente senatrice, grazie a Daniele Cenedese. Grazie. Pubblicità. Grazie. Rimane con noi Daniele Cenedese perché è giusto parlare di solidarietà questa mattina, Mirella ci tiene tanto. Allora andiamo a vedere cosa è successo, questi alpini a Conegliano e la polemica. Andiamo a sentire. No, abbiamo già visto questo. Si possono trovare tanti modi per riconoscere la capacità di questi volontari senza dover svendere. Se le regole non piacciono bisogna fare un percorso diverso, ovvero modificarle, ma voglio dire, questo è compito della maggioranza degli associati, non di una sparuta minoranza. Cappello alpino ad un gruppo di volontari delle Olimpiadi Milano Cortina. Chi critica non ha approfondito la questione, afferma Francesco Introvigne, presidente emerito dell'ANA di Vittorio Veneto e responsabile nazionale dell'AGE, il gruppo ausiliari per i grandi eventi. Sui 1200 volontari totali il cappello è stato donato solo ai 180 che hanno compiuto uno specifico percorso di formazione. Hanno fatto dei corsi di qualificazione, dei corsi di addestramento presso l'esercito italiano nella specificità alle truppe alpine, sono stati alle dipendenze dell'esercito stesso, come facevo riferimento, per un periodo superiore a 60 giorni, e questo è il titolo limite dello Statuto Nazionale delle Associazioni Nazionali Alpine, all'articolo 4, che appunto dà la possibilità a chi è in queste condizioni, ecco, di essere iscritti all'associazione e di conseguenza di avere anche ottenuto in dono il cappello alpino, che non è un dono dell'associazione ma è un dono dell'esercito. Una scelta rivolta a giovani volonterosi per guardare al futuro nel rispetto del passato. Anche il presidente nazionale dell'ANA sabato a Verona ha voluto sottolinearne l'importanza. Questa esperienza di capacità di coordinamento tra le forze militari e la componente civile che poi si inserisce all'interno delle forze militari come supporto, quindi come riserva, deve essere un modello da portare avanti e da perseguire, e su questo l'Associazione Nazionale Alpini sarà presente, perché in questo modo noi potremo anche costruire in futuro una prospettiva, ecco, di anche giovani che possono mettere questo cappello e possono guardare in avanti. Allora, Cenedese, come commentiamo, rinnoviamo i saluti al Presidente Favero, salutiamo anche Introvigne. Ecco, queste persone che sono in prima linea, la polemica non si fermerà in poco tempo perché sappiamo come funziona, però anche voi dovrete capire e far capire che il buon senso, eccolo qua, il buon senso dovrebbe regnare sovrano anche in queste condizioni. Prego. Purtroppo il mondo va avanti, quindi non ci possiamo fossilizzare sul passato, bisogna aprirsi, insomma. Anche questo qua del cappello è una cosa che fa bene anche, secondo me, fa bene anche all'Associazione Nazionale Alpini, perché così può reclutare delle persone e renderle partecipi di portare il cappello, non solo il berrettino. Perciò in futuro, secondo lei, Cenedese, sarà il cappello che verrà dato, non più il berretto, allora? Ah, non lo so questo. Io dico che il ghiaccio è stato rotto, e come è stato rotto una volta si può rompere ancora, tutto là. Bisogna progredire, insomma, bisogna vedere, accettare queste robe qua. Non ci possiamo fossilizzare sempre sul passato, perché il passato è passato. Purtroppo. E il futuro invece è arruolare anche altre forza lavoro importante per il mondo del volontariato, anche dell'alpino. Se noi andiamo a vedere, portare il cappello solo quelli che hanno fatto gli alpini, quando moriranno quelli là, il cappello va buttato via. Quindi e allora guardiamo un'altra polemica, andiamo a vedere Alpini contro Pride. Andiamo a sentire, andiamo a Udine. Sì, capisci tu, quindi bisogna.
La polemica per l'organizzazione dei due eventi in contemporanea, quello degli alpini e quello dell'FVG Pride, sta divampando e non accenna a placarsi. Le penne nere hanno lanciato la sfida dicendo o noi o loro, e per tutta risposta l'associazione Arcigay ha detto voliamo più in alto. Insomma, la sfida è partita e noi quindi siamo stati in città per chiedere ai cittadini quale delle due manifestazioni preferirebbero vedere qualora non venissero fatte entrambe a settembre nello stesso giorno, il 26, come al momento è in calendario. Tra i due, secondo lei, chi dovrebbe sfilare? Gli alpini, senza dubbio. Gli alpini? Assolutamente, gli alpini, nessun dubbio. Si sposteranno le date, no? Si possono fare entrambe le cose, una non esclude l'altra. Chi preferiresti vedere? No, magari gli alpini a Udine, il Pride a Lignano, che c'è la spiaggia. FVG Pride. Tu? Stessa cosa. Ok, tu? Non conosco. Non conosci? Non parlo italiano. Ok. FVG Pride. No, non mi pronuncio perché è una domanda troppo delicata. Gli alpini. Gli alpini? Sì. Perfetto. Io sono fan degli alpini. Alpini. Perfetto, grazie mille, ciao. Alpini. Alpini? Alpini. Tutti e due, nessun problema. Il Pride. Alpini. Alpini. Prego. Guardi, è una domanda provocatoria. Vi do la stessa risposta che vi hanno dato gli alpini, o noi o loro. Allora, sentiamo anche Daniele Cenedese. Allora, come rispondiamo? Noi o loro, tutti e due? Penso che sia chiaro, uno e dopo l'altro, o prima uno e dopo l'altro. Assieme proprio non li vedo, insomma. Ecco. Non ci sta. Non ci sta. Però c'è una parte di giovani che la vede in maniera diversa. Chiaro, ti ho detto anche prima, col discorso che gli alpini, il cappello, tutte quelle cose qua inizia a far parte del passato, bisogna guardare anche gli alpini stessi al futuro, però ci vuole un po' di tempo per accettare certe cose. Il buon senso sempre, allora. Sempre il buon senso, ecco, bravo. Perché bisogna vedere anche dove si opera. Si opera. Ecco, in questo territorio ci vuole molto buon senso. Lì proprio a Udine, ha detto giusto, Lignano vanno i Pride e a Udine vanno gli alpini. Allora andiamo a sentire polemiche Pride, andiamo sempre a Udine. Non poteva essere una vera polemica se a scendere in campo non ci fosse stata anche la politica. L'argomento l'incompatibilità, secondo l'ANA di Udine, dell'evento degli alpini e dell'FVG Pride in programma, entrambi, il 26 settembre 2026. L'opposizione scende in campo e si schiera con le penne nere. Grande sostegno e vicinanza va agli alpini che con coraggio, secondo me, lanciano un messaggio chiaro. Udine deve scegliere o gli alpini o il Gay Pride. Dico con coraggio perché evidentemente anche porre certe tematiche, cioè richiamare il fatto che alcuni valori collegati alla nostra storia, alla nostra tradizione sono incompatibili con le teorie gender o con la cancel culture o con tutte queste, diciamo, posizioni iperprogressiste. Ecco, io credo sia una cosa che denota coraggio. Innanzitutto sappiamo che al giorno d'oggi chi si permette anche solo di criticare o di mettere in dubbio certe posizioni viene tacciato di omofobia, oscurantismo e quant'altro. Di contro, la maggioranza invece sostiene che la città sia abbastanza grande da poter far coesistere i due eventi. O noi o loro. Leggo della polemica montata dai vertici dell'ANA che chiedono al sindaco di Udine di vietare l'FVG Pride. Ora, né il sindaco né nessun altro, per fortuna, ha il potere di vietare le manifestazioni. Non solo il sindaco, ma sindaco, questore e prefetto invece devono garantire l'ordine pubblico, garantire la viabilità, e questo ovviamente verrà fatto. La città è grande, c'è posto per tutti, ma poi o noi o loro, perché abbiamo valori incompatibili. Non ho potuto fare a meno di pensare a questo. Se non sei con me, sei mio nemico. Soltanto un Sith vive di assoluti. Allora io non riesco a capire Cenedese, nel senso che ogni volta si passa il cerino, la colpa non è mai di nessuno. Allora quando tu presenti un progetto per una manifestazione c'è una data.
Allora, quando tu presenti il progetto, guardano se in quella data c'è anche qualcos'altro che può creare problemi, oppure che il territorio e le piazze sono occupate. Allora mi sembra che sarebbe stato semplice, di buon senso, vedere se si poteva fare, perché quando sfilano gli alpini, parliamo di Udine, non è che parliamo di New York, si poteva fare in contemporanea questa cosa, oppure se ne è data una data per una cosa, una data per un'altra, e sarebbero cessate le polemiche. Esatto. Ecco, perché si passa sempre il cerino, la colpa non è del sindaco, non è del prefetto, non è di qua, non è di là. Alla fine è successo quello che è successo. Prego, Cenedese. Torno a ripetere come quando ero assessore delle associazioni cosa facevo. Entro il 31 di gennaio tutte le associazioni nel mio comune, che erano 90, 98, 99, mi portavano il calendario delle manifestazioni. Bene, si guardava un attimo, se c'erano delle concomitanze si chiamavano i presidenti e parlando si spostava. Non è una cosa difficile, non è che adesso deve farlo questo. Manca, secondo me, come dicevamo prima, manca il buon senso, tutto là. E il buon senso manca anche a quelle persone, a quei grandi della terra che hanno deciso di fare le guerre, perché stanno veramente mettendo in grosse difficoltà anche il mondo del volontariato con questi rincari. Andiamo a vedere ad esempio trasporti disabili, rischio trasporti disabili. Andiamo a Treviso. Ma ti pensa? L'aumento del carburante aggiunto ai costi di gestione dovuti per la nuova normativa del terzo settore, dovuti alla mancanza di volontari e a una serie di spese che le associazioni devono sopportare, siamo arrivati a un momento in cui non si stopperà sicuramente il servizio, ma ci sarà una diminuzione dei trasporti. Il grido d'allarme è dell'associazione Volontari Insieme, portavoce di tutte quelle realtà che offrono servizi in ambito sociale. In questo caso i timori riguardano i trasporti di anziani e disabili verso strutture sanitarie, medici di base, farmacie e negozi a forte rischio a causa del caro carburante. Tra questi la rete Stacco di Treviso, servizio trasporto e accompagnamento che riunisce 28 associazioni con oltre 600 volontari e che nel 2026 ha effettuato quasi 8.000 trasporti gratuiti. L'attuale situazione spinge queste realtà a riprogrammare la propria attività. Andranno ad indirizzare i loro trasporti nei trasporti che non sono così dedicati alle persone fragili, ma alle persone, posso dire, comuni, che hanno la possibilità di pagare anche a prezzi inferiori, ma a pagare un servizio. Le associazioni si sono ritrovate in 1 o 2 giorni di incontri per condividere problematiche e strategie. E la necessità sostenuta da tutti di aprire un confronto serio e consapevole con comuni, con regione, quindi con le istituzioni. Dobbiamo assolutamente far presente di quale carico finanziario le associazioni stanno sostenendo. E un impegno anche da questo punto di vista è necessario da parte dei comuni e da parte della regione. Allora io mi domando, Daniele Cenedese, cosa succederà al mondo del volontariato, queste famiglie, questi genitori che si stanno rimboccando le maniche. Qui vedremo la locandina perché è partita veramente sabato questa mostra, io ci sono, di questi ragazzi meravigliosi, diversamente agili, è partita a Padova, è una manifestazione fotografica, una mostra fotografica itinerante. Siamo partiti a Treviso, siamo andati a Spresiano, siamo andati a Padova, questa sera partirà a Silea, poi sabato a Casale. Ecco, per queste famiglie che hanno cercato e stanno cercando di far capire l'importanza di dare voce e spazio. Pensate anche ad esempio ai trasporti di questi ragazzi, il costo che ne hanno. Andate a visitare queste mostre perché sono importantissime. Prego Cenedese. Il discorso si faceva prima, il volontariato è fatto anche da persone di solito normali, che hanno famiglia, sono pensionati e che non è che vivono nell'oro. Se devono andare a fare un servizio a 20 km da casa, oggi diventa anche un problema e rinunciano. Esatto. Ma non perché non vogliono farlo. Ma le conseguenze le pagano poi le fragilità. Esatto, è come si dice, un cane che si morde la coda, ma quella è la realtà.
Ma se si ferma il mondo del volontariato cosa succede, Cenedese? Vabbè, non lo so. Non lo so. Siete preoccupati, Cenedese? Sì, mi preoccupo io perché ho sempre fatto volontariato, sono sempre stato, lo propongo perché sto preparando questa manifestazione qua, anche qua volontariato, e mi scontro con la SIAE, mi scontro con questi, con 3.000 problemi, tutti vogliono sempre soldi e devi anche anticiparli. Tu pensa uno che parte a fare una manifestazione che deve ancora... non può mettere tariffe, non può fare niente perché non può fare niente, deve solo vivere sulle offerte. E al giorno d'oggi le offerte, sai anche te quali sono, diventerà sempre più difficile. Cosa dicono? E non possono dire che il volontariato manca perché non hai mezzi, insomma. E i giovani, per coinvolgere sempre di più i giovani, perché mi sembra che anche gli alpini hanno un problema di ragazzi giovani, cioè siamo tutti in affanno col mondo giovanile e il volontariato. Cosa è successo, Cenedese, che non siamo riusciti proprio a intrigare questi ragazzi col volontariato, indipendentemente da chi fa cosa? I giovani secondo me vanno anche, dipende anche tanto dai genitori, perché i genitori oggigiorno, io parlo sempre nella mia famiglia, ho una figlia e devono andare a lavorare papà e mamma, se non ci sono i nonni che vanno a seguire, perché anche lunedì c'era sciopero, non so se era dei bidelli o dell'autobus, al venerdì c'è un altro sciopero, quindi devi sempre... Ogni giorno ce n'è uno per dare supporto. Ce n'è uno che allora vanno. Però parlo con tanti genitori, perché tanti non hanno i nonni, e dicono, ecco, io stamattina per 10 minuti o per 5 minuti ho dovuto rinunciare a 2 ore di lavoro. Sì, è un meccanismo che Sentiamo Mario da Belluno, poi continuiamo. Vai Mario. Buongiorno Mirella. Il tempo è denaro, io vado un po' di fretta, ma insomma, colpa non so di chi sia. Mi devo scrivere tutte le cose che contano e che desidero comunicare al mondo, infine, e dallo scopo lo sto facendo da 8 anni giù di lì. E nel merito di che cosa pregiudica, evidentemente, accidenti a te, ne ho scritto allora plausibilmente, visto anche che non si trattano di bruscolini, ma di una storia importante. Lo spirito di Sveglia Veneti, realizzo stamane, anche se ormai è risaputo nonostante tutto, si ispira a dei valori imprescindibili che danno adito di potersi sintonizzare sulle stesse frequenze e realizzare di stare tutti nella stessa barca, anche se magari piena di buchi. Ma in virtù di che domande finite per porvele anche voi ancora, ed io desidero rispondere ad esse, sarò allora il più breve possibile, in virtù si fa per dire di questo tempo tiranno causa il denaro, ribadisco, and no religion too, per tagliare le corna al toro, perché a buon intenditor poche parole. E le vorrei tuttavia dedicare, con il suo consenso, anche le parole di una canzone, forte, tosta, indipendente, pelle come diamante, che anche se è arrivata ultima al festival, meglio tardi che mai, chi c'è, ed anche di un'altra, della serie, non una con tutte stelle nella vita, una non tanto farina da fare ostie, non una bacia pile in sintesi, non una che si fa incantare dal potere e che è pronta invero a combattere zelantemente un'ingiustizia, cosa che si può solo apprezzare evidentemente, sempre accidenti a te, sperando di non essere degenerato nel melense con che quando c'è sentimento non c'è mai pentimento. Ed allora vengo a bomba o non bomba, ovvero a che possa riapparire a Focus una sera, se si ricorda ne abbiamo parlato l'ultima volta, perché ho riscritto loro allo scopo evidentemente, sempre accidenti a te la stessa stregua, cogli la prima mela. Ed in virtù di che il viaggio da casa mia allo studio in oggetto non è una passeggiata, ed anche lei mi voleva invitare a Sveglia Veneti, ma poi non mi ha più scritto allo scopo, voleva loro sapere se si fosse dimenticato o se avesse avuto troppa carne al fuoco, in modo di poter venire a San Biagio e prendere 2 piccioni con una fava, dormendo magari una notte in un B&B, in virtù del viaggio, ribadisco, che tra l'andata e il ritorno mi ha creato la prima volta un certo disagio. Cosa dirmelo ora in diretta oppure desidera usare il contatto che ho lasciato alla redazione? Grazie dell'attenzione Mirella e buona giornata. Allora, grazie. Non mi risulta che mi abbiano detto di questa cosa, non so quando hai chiamato, mi informerò perché appunto quando chiamano e mi dicono le cose di solito quasi sempre e sicuramente rispondo. Non so di cosa, non ho capito bene sta storia di Focus. Se vuoi essere invitato a Focus devi chiamare il dottor Bacialli, se vuoi essere invitato invece a Sveglia Veneti devi chiamare la Mirella. Se hai chiamato e qualcuno non mi ha detto e nessuno ti ha risposto, allora ti richiamerò io.
adesso che mi hai chiamato e capirò bene, ecco, qual è quello che vuoi dire, qual è lo scopo di questa importante veramente riflessione che tu hai fatto a voce alta, ma con delle canzoni mi sembra che tu scrivi. Comunque chiamerò adesso il numero, me l'hai detto, e vedremo anche di capire, ecco, perché hai così piacere di partecipare, che messaggio specialmente vuoi dare, perché i messaggi e i valori sono fondamentali. Ecco, è una cosa alla quale io tengo moltissimo, Mario. Ecco, e vengono giù da Focus e anche a Sveglia Veneti, da tutto il Triveneto, perciò non è un problema il tuo come non è un problema degli altri, ognuno è libero di decidere e di spostarsi come vuole, non siamo noi che dobbiamo dire come venite giù e perché venite giù, venite e basta, se avete piacere di venire, e dopo ognuno fa le proprie riflessioni. Quello che fa riflettere sono, la parola ancora, valori. Ecco, i valori veramente che il corpo alpino invece sta dimostrando in continuazione. Uno però, devo dirlo, a Daniele Cenedese mi ha fermato l'altro giorno, pur ci siamo incontrati, e mi ha detto: ma non è che facciano mai troppe sfilate? Una volta ne facevano uno ogni tanto, adesso ogni giorno fanno, per dire ogni giorno, per dire che sfilate tante volte forse sarebbe da diminuire, dice questa persona, perché così tante sfilate servono, non servono? Qual è l'opinione di Daniele Cenedese? Tutte queste sfilate prossimamente sarete dove? A Genova? A Genova, c'è quella... A maggio? Sì. Te l'ho già diversi anni che vengo qua, e sono diversi anni che ti dico che stanno un po' esagerando, ecco, con queste manifestazioni. Però ti ho spiegato anche perché ogni gruppo, e ce ne sono qui in provincia 500, ci sono... Pensate, 500 gruppi in provincia. Tra Conegliano, ma comunque vengono... il decennale, il 50° di fondazione, è questo. Ogni gruppo si deve anche prenotare 2 anni prima, poi c'è la donata della sezione avanti. Sono un po' troppe, perché posso dirti, anche quelli che vanno con il gagliardetto sono sempre meno, stanno sparendo, mancando i giovani, capisci? I giovani non li puoi prendere e vai lì 4 ore con il gagliardetto a rappresentare il papà che non può più, quindi anche là devono darsi un po' una frenata. Chi è che decide le date di queste sfilate? Quelle nazionali lo decidono la Favero a Milano. A livello nazionale? A livello nazionale. Quelle provinciali, ogni provincia ha la sua sezione che comanda i gruppi e tutto quanto là. Perciò ognuno decide in base anche a quello. Però sentire che Daniele Cenedese alpino di lungo corso, perché lui è un alpino, dire forse sono troppe, dobbiamo diminuirle, vuol dire che anche lui, qualcuno sente... posso dirti, perde anche il significato, il valore, capisci? Perché se tu ogni settimana devi andare... Inflazioni? Un'inflazione, vai lì per un decennale, può farlo uno che ha aperto un'attività che però deve chiudere, ma gli alpini non capisco, un 90° di fondazione, sì, devono secondo me dargli un po' un taglio, se no giustamente non solo io, parlo con altri e diventa anche quello là. Finanziariamente, quando tu vai a un raduno, tutti quanti vanno anche per fare poi il picnic e mangiare qualcosa, però costa per chi lo organizza. E anche quello comincia, il viaggio stesso con i trasporti inizia a essere un po' un problema. Una dunata, chi va a Genova, costa. Non è così semplice. E troviamo a dormire per le palestre, per le chiese, per questo, per quello, come i profughi che abbiamo visto. Quindi non è che andiamo ad alberghi, perché se vai in albergo li vanno più po'. I costi lievitano. Esatto. E non è così semplice. Ci sono anche i problemi degli accampamenti, di questo, e che posso dirti che adesso a Genova c'è la polemica che i genovesi, a parte che è un popolo di marinari, dicono che gli alpini lasciano il sporco, quello proprio non è vero, perché una cosa degli alpini sulle adunate è la pulizia, dove anche chi si è accampato fuori non lascia lì una cicca, puliscono. No, quello dobbiamo dirlo perché è vero, veramente non si può dire che gli alpini puliscono. Quando girano... Però torno a ripetere che purtroppo diventa un po'... E poi vai a portare magari anche disagio, perché giustamente dove vai, se vanno come a Genova arrivano 500.000 persone,
hanno problemi con le scuole, con questo, con quello, sì, bisogna guardare anche un po' tutto, insomma. E con queste parole noi ringraziamo tantissimo Daniele Cenedesi Alpineo, rinnoviamo i nostri saluti e auguri a Sebastiano Favaro, Presidente ANA degli Alpini. Mi raccomando, Presidente, sempre in gamba, guardi avanti e non ti curare di loro, il motto della Mirella, sempre avanti, grazie, grazie. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno, visto che dicono che non aiuto gli italiani, i veneti, penso che tutti i giorni invece vedete che aiuto anche i veneti e aiuto anche con il banco alimentare anche i nostri. Io aiuto i nostri, quelli che dicono che non aiuto i nostri sono quelli che non aiutano i nostri, io invece li aiuto tramite voi. Grazie, grazie, e andiamo a vedere l'assegno, il vostro assegno. Ciao amici vicini e lontani, oggi siamo a Rovigo e stiamo per incontrare Maria e Raimondo, che voi già conoscete perché loro sono venuti in trasmissione ed erano veramente disperati e noi siamo arrivati. Andiamo, eccoli qua che arrivano. Ciao, ciao Maria, ciao Raimondo, ciao cara, ciao, è bello vedere la Mirella cara, ciao Raimondo, ciao cara. Allora, come va intanto? Allora, la mia salute non va tanto bene perché mi hanno dato un'altra diagnostica di fare la mia trombosi non va bene. Devo fare altre punture ancora per 2 mesi, sicché il tumore alle rene deve aspettare. Eh sì, perché se hai questa trombosi non si può fare niente. No. E ora sai che fermo Maria, intanto tu hai una borsa di spesa. Vieni Raimondo, vieni. Intanto fermo una roba. Ecco qua. Ecco. E intanto che abbiamo fatto questo, andiamo Maria. Messo. Buongiorno, buongiorno. Ah, c'è anche una nonna qua. Ciao cara, ciao. Quanti anni hai? 73. 73. Come ti chiami? Angela. Angela, come sia la storia qua? La storia è brutta. Ma è brutta? Sì. Perché Angela? Perché non lavora nessuno. Io spero tiro un poco di pensione di mio marito e basta. Tiro 500 euro. C'è affitto, c'è da pagare le bollette, c'è da mangiare. Se non vi fosse a pensione Angela sarebbe una disperazione. Sì, certo. E già se dura anche così. È dura, sì. Perché Maria è anche malata. La Maria è malata, sono malata anch'io. E anche a te? Che situazione cara? Sono caduta, mi sono rotta il femoro. Piove sul bagnale, insomma. Allora Raimondo, tu hai raccontato che lavoravi anche su una fabbrica molto importante. Sì, lavoravo dal 2009, sono diciamo l'ultima volta che sono stato in cassa integrazione dopo mobilità l'ho finita il 31 dicembre 2017 e adesso attualmente sono disoccupato e soldi per andare avanti. Quanti anni di contributi dati? 31 anni e mezzo. 31 anni e mezzo. Devo andare qui 67 anni e quasi 68 sono di pensione. E quanto te manca? Una vecchiaia. O se no con l'APE non so, 63 anni. Ma quanto ti manca per andare in pensione? Ancora 8 anni per andare in pensione. 8 anni per andare in pensione, bene. E ti Maria? Maria? Se qua che Maria piange, Samia piange che se arriva a Mirella, un po' a far festa, poi arriva a Mirella. Ok. Sta una sorpresa? Molto una sorpresa gradita. Ora raccontiamo, anche a Maria purtroppo ha grossi problemi perché Maria ha un tumore a rene che ha detto appunto, però che se viene una trombosi e finché quando passa questo una poi anche togliere. Ho 2 mesi di punture. Ecco, ha 2 mesi di punture, perciò il tumore deve aspettare. Deve aspettare. Però cosa succede? Che se viene in trasmissione ha chiesto aiuto e ora Maria a te sa che ha grande famiglia, è molto sensibile a queste situazioni. Grazie. Perché la salute prima di tutto. Però ti cosa vorresti dirgli allora al nuovo governo? Mi ripeto, agli assessori anche del tuo comune. Voi andate al vostro comune, vi fate vedere, cosa vi dicono? Allora, prima di tutto ci dicono che hanno quello che possono aiutare, non tanto, ma ti aiutano con quello che hanno, cioè poco. Perché abbiamo che questa è una casa popolare, non ce ne sono, casa del comune non ce ne sono. E allora cosa possiamo fare?
Cioè, più di chiedere aiuto, che cosa possiamo fare? E per fortuna che c'è la mamma. Per fortuna che c'è la mamma, e anche se ogni tanto litighiamo. Ma ne vuole un po', sennò come si fanno litigare tra mamma? Litighiamo perché mia mamma sai un po' la testa dura. Però Vabbè, ma sono anziano. È così, cosa vuoi fare? Io spero che questo governo nuovo che c'è, che facciano qualcosa, soprattutto il lavoro per mio marito finché vada in pensione. E anche questo reddito di cittadinanza abbina un percorso molto importante. È molto importante, speriamo che... Spiegalo a quelle persone che ancora non riescono a capire, perché uno se non ha niente come fa a vivere? Cioè con 500 euro della nonna non si può vivere? Cioè non è che non vivi niente, vivi in giornata, giorno per giorno. Allora Maria, tu cosa hai chiesto allora al tuo? Niente, io sto chiedendo anche aiuto di queste cose qua. Per esempio io non porto reggiseni normali perché purtroppo dovevo fare l'intervento, dovevo fare anche l'intervento della riduzione del seno, ma ho dovuto sospendere per quello. E il mio reggiseno costa 69 euro. La mia fascia, perché devo portare una fascia elastica dopo aver fatto 2 ernie e un prolasso, e costa 45. Io non ho questi soldi da prendere. E anche per esempio dopo io devo essere operata, no? O a settembre, ottobre, se tutto andrà bene, ho bisogno di un farmaco che mi costa 25 euro. Cioè io sono anemica. Che non è mutuabile allora no. Questo farmaco? No, si chiama Sideral Forte. E se uno non ha soldi? No, io non lo compro. E di affitto cosa pagate? Paghiamo 430. Come fate a vivere? Il comune ci dà 232 e più dobbiamo mettere con la pensione. Allora guarda Maria, vieni qua Raimondo, vieni qua Angela, vieni vicino a me anche tu, vieni qua vicino a me, vieni davanti tu, ecco qua. Allora, questo assegno oggi lo consegniamo a Angela, che è per tua figlia, in maniera che può comprarsi le cose che ha detto, che gli servono, compreso il farmaco, e soprattutto farvi respirare un pochino. Cosa vuoi dire Angela alla grande famiglia di Rete Veneta? Io vivo per stare bene, lavorare e mangiare qualcosa e basta. E grazie di tutto. E tu Maria cosa vuoi dire? Grazie. Grazie mille. Te lo aspettavi? No. Cosa vuol dire ricevere anche un assegno? Non ho mai ricevuto niente nella mia vita, mai. Mai. E cosa si prova a ricevere qualcosa da persone che non conosci ma che hanno capito? Che sono persone stupende. Tu sei stupenda e tutta la tua tutto il staff. Esatto. E tu Raimondo cosa vuoi dire? È una cosa stupenda e anche una grande soddisfazione a ricevere dalla gente che un po' di cuore su. E noi ringraziamo tutta la nostra grande famiglia che anche questa settimana mi permette di aiutare questa famiglia in forte difficoltà e oltretutto con Maria che ha veramente un male difficile e grave, bisogna curarla. Ciao e grazie ancora da Mirella e da tutti i disperati che voi aiutate. Ciao!